No, grazie a voi per questo invito. A me è sempre un piacere venire a San Giovanni, un po' perché insomma giocare in casa è sempre simpatico, anche perché è una buona occasione per incontrare vecchi amici, vecchi compagni di scuola che non si vedevano da tantissimo, che non vedevo da decenni ormai, e mi fa piacere che anche qui a San Giovanni insomma, ci sia un interesse da parte di questo circolo culturale e credo anche, vedendovi così numerosi, anche da parte dell'opinione pubblica, di tutti voi, ad approfondire tematiche che, come ve ne siete accorti, no? I temi legati ai conflitti, alle crisi internazionali non hanno una trattazione anche mediatica costante. Abbiamo parlato tanto in certe occasioni, di solito sull'Afghanistan, che è la guerra più lunga della storia, diciamo così, della storia contemporanea, 20 anni, ne parlavamo, i media ne parlavano soprattutto quando c'era qualche nostro soldato che veniva ucciso. Abbiamo avuto 53 soldati uccisi in Afghanistan e 700 feriti, per lo più in battaglie che non si sono mai raccontate, sempre tenute un po' nascoste, perché voi sapete che mentre inglesi e americani non hanno difficoltà a parlare di operazioni militari di guerra, noi abbiamo per tante ragioni, una anche condizionamenti legati alla Costituzione, ma soprattutto per opportunità politica, abbiamo sempre preferito parlare di missioni di pace, col paradosso evidente, no, di usare il termine pace per parlare dell'esatto contrario di essa, cioè quindi della guerra. E questo è un tema che si ripete ormai da molto tempo. L'ultima grande visibilità che ha avuto la guerra afghana è stata col suo epilogo. In agosto non si parlava d'altro, che voglio dire è stato anche positivo, perché per un attimo, almeno per qualche giorno, non si parlava solo di Covid, che mi pare che da un anno e mezzo sia l'unico argomento di cui si dibatte. E se ne è parlato molto perché la conclusione di questo conflitto ha colpito molti, intanto per come si è sviluppato, no? L'idea era quella di ritirarsi dall'Afghanistan, lasciare un governo afghano sostenuto dall'Occidente, dalla comunità internazionale, che potesse, si sperava, arrivare a un dialogo con i talebani per trovare un'intesa. In realtà poi i nostri militari, quelli occidentali, in particolare quelli americani, hanno cominciato a non essere più presenti sul territorio. I talebani si sono organizzati con il supporto del loro grande padrino, che è sempre stato il Pakistan, e hanno umiliato, non ci sono altri termini, la grande potenza americana, la NATO, tutti noi. Ci sono dei precedenti nella storia, no? Gli americani hanno spesso fatto guerre abbastanza lunghe dalle quali poi hanno cercato di sganciarsi. Per chi è meno giovane, forse ricorderete la guerra in Vietnam. Gli americani a un certo punto ne cominciano a negoziare nel 72 con i nordcoreani, scusate, con i nord-vietnamiti, e nel 73 raggiungono un accordo a Parigi in base al quale loro si sarebbero ritirati, però i nord-vietnamiti si impegnavano a non invadere il Vietnam del Sud, che era filoamericano. Ovviamente quando gli americani se ne vanno, però il governo sud-vietnamita ha resistito fino all'aprile 75, quindi insomma 2 anni e qualche mese questo accordo di pace più o meno è sembrato avere qualche possibilità è sembrato concretizzarsi. E quando anche i sovietici, vi ricorderete l'invasione sovietica dell'Afghanistan, no? Nel 79 fino all'89, i sovietici se ne vanno nell'89 e lasciano un governo filo-sovietico, comunista, che dall'89 al 93 sta in piedi. Poi nel 93 i guerriglieri riuniti riescono a farlo cadere. Quindi anche la ritirata dell'Unione Sovietica comunque viene gestita con una parvenza di credibilità, perché comunque il governo che hanno lasciato, filo russo, filo sovietico, resiste 3 anni. Questa volta invece l'umiliazione è stata totale, perché il ritiro, cioè i talebani hanno preso tutto l'Afghanistan e Kabul prima ancora che gli americani e gli alleati finissero di ritirarsi, con questa sceneggiata fantastica dei talebani che controllano tutta Kabul, ma lasciano gli americani nell'aeroporto con questo ponte aereo in cui si è portato via un sacco di gente, io temo non tutta bravissima gente, e che è stato
per i talebani una ciliegina sulla torta, nel senso che vedere gli americani, i loro grandi nemici, arrabattarsi per scappare dalla città portando via un po' dei loro amici e collaboratori, ma per noi è stata un'operazione che è stata, noi abbiamo cercato, anche noi in Italia in particolare, ma gli americani più di tutti, abbiamo cercato, voi ricordate le immagini perché sono recenti, no? Addirittura di queste donne che davano i bambini in braccio ai soldati perché li portassero via, dando un po' l'impressione che in realtà la popolazione afghana non li volesse questi talebani, insomma, e li subisse, però paradossalmente nessuno ha opposto resistenza all'offensiva dei talebani, quindi c'è questo grande interrogativo, ma come gli afghani non vogliono i talebani, però l'esercito ha smesso di combattere, la polizia anche, si sono tutti arresi, sono tutti scappati via, e alla fine i talebani hanno vinto. Noi abbiamo cercato anche mediaticamente gli americani e tutti noi dietro, perché in Afghanistan c'era l'America ma c'era anche militarmente la NATO, quindi gli alleati occidentali, europei e anche altri paesi, di vendere questo ponte aereo come un grandissimo successo, perché siamo riusciti a portare fuori dall'Afghanistan quasi 130.000 afghani. Io vi dico solo questo, che a gennaio di quest'anno, quando nessuno immaginava che i talebani avrebbero stravinto in un attimo, il nostro governo valutava di dover portare in Italia 850-900 persone dall'Afghanistan, afghani. E questo si è sempre fatto in tutte le operazioni militari. Quando si va a lavorare militarmente in questi paesi, io ricordo anche in Somalia negli anni 93-94, ovviamente ci si appoggia su personale locale che svolgono dei lavori per le forze militari, che fanno gli interpreti, che consentono di avere dei rapporti diretti con personalità che in quei paesi probabilmente sono anche solo dei capi tribù che non parlano altro che la lingua locale, quindi hai bisogno di avere persone che lavorano e di cui ti puoi fidare, controllate anche dai servizi di sicurezza. Ovviamente quando si va via queste persone rischiano di subire rappresaglie, loro e le loro famiglie, quindi è normale che vengano poi portati a casa. Noi pensavamo di portarne via 850-900, gli americani circa 15.000, in realtà noi ne abbiamo portati qua più di 5.000, gli americani forse 80.000, perché ovviamente quando è stato il ponte aereo molto improvvisato e anche mal organizzato, nel senso che gli americani avevano preso il controllo dell'aeroporto e gli altri paesi arrivavano con gli aerei quando gli americani dicevano sì dai, puoi atterrare, no? Adesso poi devi decollare, per cui aerei partivano vuoti, altri partivano stracarichi, perché l'organizzazione era quella di un'evacuazione, quindi fatta molto con la fretta, perché i talebani avevano detto chiaramente l'accordo è il 31 agosto ve ne andate e quindi il 31 agosto ve ne andate, chi è partito, gli altri restano. E quindi abbiamo portato via da là un sacco di persone che non erano nelle liste di quelli che avremmo dovuto evacuare, che vuol dire che non erano tra le persone che erano state controllate preventivamente. Cosa significa? Significa controllate per vedere che non avessero rapporti con gruppi terroristici, con i talebani stessi, con organizzazioni criminali. E infatti in Inghilterra e in Francia, tra quelli che hanno portato via, hanno già trovato alcuni personaggi non proprio raccomandabili, che forse, anzi che sicuramente era meglio la Sierra Leone. Questo per parlare un po' degli ultimi fatti che tutti ricordiamo, che abbiamo visto. Ci sono tante cose che riguardano questo conflitto di cui i media non hanno quasi mai parlato, di cui non c'è una grande consapevolezza non solo in Italia ma neppure in Occidente. Io questa sera mi fa piacere poterne parlare con voi perché questo conflitto l'ho seguito per diversi anni, passando parecchio tempo laggiù, però non ho voglia di fare una conferenza, nel senso che mi piace più fare una chiacchierata, quindi mentre io parlo, se qualcuno ha una domanda, vuole fare un intervento, ha qualcosa da dire, lo fa liberamente, non siamo qui, anche se siamo in una scuola, no, non siamo a scuola, quindi assolutamente sentitevi liberi di intervenire in qualunque momento. Mentre questa guerra, abbiamo parlato di come è finita, credo che sia il caso di ricordare come è cominciata, perché mi pare che molte volte si sia dimenticato che questo conflitto comincia dopo l'11 settembre, dopo gli attentati dell'11 settembre
contro gli Stati Uniti, che vengono attribuiti alla rete terroristica di Osama Bin Laden, Al-Qaeda, che aveva la sua base in Afghanistan da tempo. Non era sempre stata lì. Osama Bin Laden, che è un saudita, si era mosso prima nello Yemen. Ovviamente i gruppi terroristici hanno molta facilità hanno maggiore facilità a insediarsi e a organizzarsi, perché Al-Qaeda non è solo un gruppo terroristico. Noi pensiamo a terroristi un gruppo di 10-15 persone che complottano nell'ombra e vanno a fare un attentato. No, quelle sono milizie combattenti, hanno migliaia di combattenti, anche che fanno attentati, ma anche che combattono sul campo di battaglia. E Osama Bin Laden, io ho incontrato, ho avuto modo di vedere i suoi uomini in azione la prima volta in Somalia nel 93. In quel periodo Al-Qaeda non si chiamava ancora così, aveva base in Sudan, e i suoi uomini aiutarono i guerriglieri somali a migliorare la loro prestazione di combattenti. E non so se qualcuno di voi ha visto il film Black Hawk Down. Ecco, chi l'ha visto, quel film parla di una battaglia combattuta dagli americani a Mogadiscio nell'ottobre del 93, in cui i guerriglieri somali riescono a infliggere perdite importanti agli americani, 18 morti. Loro pensavano di fare un'operazione in città all'americana, si sono trovati con diverse difficoltà. E lì ci fu il primo intervento contro gli americani dei miliziani che, mischiati ai somali, di varia nazionalità, perché Al-Qaeda è una rete che arruola miliziani di qualunque nazionalità, ovviamente islamici. E qualcuno poi l'ha copiato, ingrandendo le cose qualche anno dopo, cioè l'ISIS, lo Stato Islamico, ha preso il modello Al-Qaeda, lo ha ampliato, addirittura trasformandolo in una concezione non più di rete, di milizia, ma di Stato, cosa che riuscirono poi in Iraq e in Siria in anni più recenti, e tutti lo ricorderete, senza per questo rinunciare all'aspetto terroristico, e anche quello ce lo ricordiamo piuttosto bene anche qui in Europa, per fortuna non in Italia, ma in Europa ce lo ricordiamo bene. Bene, allora, dopo l'attentato dell'11 settembre, gli americani, individuato il responsabile, chiedono ai talebani, che dal 96 avevano il controllo dell'Afghanistan e dove avevano instaurato un regime islamico, dove la Sharia era l'unica fonte della legge e dove le leggi si applicavano in base alla Sharia. E chiedono agli afghani, al governo talebano, di consegnargli Osama Bin Laden e tutti i leader di Al-Qaeda. Avremo i Pink Floyd che ci fanno compagnia, credo, questa sera. Se qualcuno vuole ballare si senta libero, non c'è problema. E i talebani rifiutarono, no, questi sono i nostri fratelli, perché i talebani non siano terroristi come Al-Qaeda, vuol dire hanno fatto azioni terroristiche, però la differenza che c'è fra i talebani e la rete terroristica di Al-Qaeda è una differenza sostanziale. Cioè, i talebani hanno combattuto, a mio parere, eroicamente, a mio parere splendidamente, con una capacità di sopportare perdite spaventose senza mai perdere di vista il loro obiettivo. Io non ho una grande considerazione ovviamente dell'ideologia talebana, però in tanti anni in posti del genere ho imparato ad ammirare, ad apprezzare il coraggio di mettersi in sandali con un Kalashnikov ad affrontare elicotteri da combattimento, bombe a guida laser, nemici con una superiorità militare veramente spaventosa. Però i talebani combattono per instaurare il loro regime che loro vogliono in Afghanistan. Non si è mai sentito di azioni militari o di terrorismo talebano fuori dai confini afghani. Invece Al-Qaeda, come anche lo Stato Islamico, sono movimenti jihadisti che puntano a colpire ovunque il nemico, che non siamo solo noi, sono anche gli sciiti, ma gli islamici sì, però in particolare noi crociati. Crociati sono i soldati occidentali, noi che non siamo soldati siamo solo infedeli, o cani infedeli, a seconda delle espressioni. I talebani rifiutano e ora gli americani dicono, allora prendiamo l'Afghanistan, perché solo prendendo l'Afghanistan possiamo mettere le mani su Osama Bin Laden. E questa operazione militare si comincia il 7 ottobre, quindi 11 settembre gli attentati, il 7 ottobre comincia l'operazione, fatta da inglesi e americani. E la cosa importante da ricordare è che l'Afghanistan
non ha il mare, quindi lo sbarco dei Marines in Afghanistan non si poteva fare. Quindi gli americani sono riusciti a mettere insieme un po' di aeroplani, un po' di forze speciali, ma avevano bisogno del grosso, della fanteria, insomma, della carne da cannone, e l'hanno trovata tra quei movimenti armati che si opponevano ai talebani e che sono anche legati alla composizione etnica dell'Afghanistan. L'Afghanistan ha una maggioranza della popolazione che è di etnia Pashtun, che è l'etnia che, diciamo, non tutti i Pashtun sono talebani ovviamente, ma quasi tutti i talebani sono di etnia Pashtun, e che si contrappongono ad altre due etnie che stanno nel nord, che sono gli uzbeki e i tagiki. Quindi gli americani si appoggiano su questi leader, signori della guerra, uzbeki e tagiki, per avere questa manovalanza con la quale in 2 mesi prendono l'Afghanistan. E, se noi vogliamo guardare le fasi del conflitto afghano, che è durato 20 anni, abbiamo un'idea abbastanza chiara di come si sono sviluppate come si è sviluppato questo conflitto. I talebani scompaiono, si ritirano, subiscono sconfitte militari, ma non si fanno massacrare ovviamente da una superiorità militare americana e da queste milizie che stavano con gli americani, e si ritirano, raggiungono i confini col Pakistan. Perché? Perché al di là del confine pakistano abitano popolazioni esattamente uguali a loro, che sono Pashtun anche loro. Il confine esiste solo perché gli imperi coloniali hanno creato delle linee di confine anche lì, ma la popolazione è la stessa. L'area tribale, la regione tribale pakistana, che il governo pakistano non controlla del tutto, perché è un'area gestita dalle tribù, in base a un accordo che prevede che le tribù fanno quello che vogliono, e in cambio però non rompono le scatole al governo centrale pakistano. In questo contesto un po' ambiguo, diciamo così, si inserisce una pedina importantissima di cui non si parla mai di tutto il conflitto afghano, che sono i servizi segreti militari pakistani, ISI, che sono quelli che hanno fondato il movimento talebano a Kandahar, col Mullah Omar. Ve lo ricordate, quello guercio che è morto un po' di anni dopo, e che scappò dagli americani fuggendo in motocicletta in Pakistan. Non si è mai capito se sia vero o se sia una leggenda. Lui a Kandahar prende questa moto fuori strada e scappa, inseguito dagli americani in queste montagne. L'invasione si sviluppa rapidamente, il successo è rapido, e fra il 2002 e il 2005 gli americani cercano di stabilizzare il paese, ma senza investirci troppo, perché comunque l'obiettivo è dare la caccia a Osama Bin Laden, che nel frattempo dall'Afghanistan si era nascosto in Pakistan. Infatti poi vi ricordate che Osama Bin Laden viene ucciso da un blitz nel 2011 e si trovava in una città che si chiama Abbottabad, e che non è in Afghanistan, è in Pakistan. Tra l'altro la sua casa era a 800 metri da una base militare pakistana, il che ha contribuito molto a compromettere i rapporti fra gli Stati Uniti e il Pakistan, perché evidentemente un personaggio del genere non poteva nascondersi lì senza che le autorità pakistane ne fossero a conoscenza. Fra il 2002 e il 2005 appunto c'è un tentativo di stabilizzare l'Afghanistan, che non vuol dire farlo diventare una democrazia, modernizzarlo, farlo diventare un paese evoluto, no, vuol dire stabilizzarlo militarmente, evitare che i talebani riprendano coraggio, riprendano forza e dare la caccia allo sviluppo. Si perde un'occasione importante per investire in quel paese che ha bisogno di tutto, è uno dei 3 paesi più poveri del mondo, ha un'unica grande strada che, se la vedete in certi punti sembra una strada, ma in molti altri proprio no, che però non porta da nessuna parte. Si chiama Ring Road perché è fatta da anello, cioè è una strada circolare che unisce le più grandi città dell'Afghanistan. Dice, ma questo è importante perché unisce le più, sì, però non porta da nessuna parte, nel senso che poi ci sono altre strade che vanno in Tagikistan, in Iran, però la strada principale è quella lì e gira intorno. E questo è importante saperlo perché quando si pensa alle difficoltà di sviluppo economico dell'Afghanistan, un paese che non ha uno sbocco al mare e non ha strade e ferrovie fa fatica ad avere uno sviluppo economico, fa fatica a importare, fa fatica a esportare, fa fatica ad avere comunicazioni anche con gli altri stati. Gli americani, poi vi ricorderete, in quegli anni mettono a punto una strategia, una dottrina anche politica rispetto alla lotta al terrorismo islamico, che è quella dell'esportazione della democrazia.
È la teoria che l'amministrazione Bush mise a punto con il contributo ideale, ideologico dei neocon, i neoconservatori, che lo sostenevano. Era un concetto non nuovo. L'idea partiva da questo, il ragionamento partiva da questa valutazione. Perché il terrorismo internazionale è soltanto ed esclusivamente di matrice islamica? Sì, poi ci sono piccoli gruppi terroristici di altra natura nel mondo, ma quello globale, quello che colpisce ovunque, quello che rappresenta una minaccia per tutti, perché è solo islamico? E la risposta è perché il mondo islamico è rimasto in tutti questi decenni completamente impermeabile alla democrazia. Cioè, la democrazia, a parte qualche paese che qualche apertura l'ha avuta, allora esportiamo con le armi la democrazia in questi paesi e la democrazia germoglierà ovunque. La portiamo, la seminiamo e questo, che non è un discorso sbagliato. Io l'ho visto in Afghanistan quando sono nati un sacco di giornali, di radio, è successo anche in Iraq. A Baghdad c'è un periodo in cui si vedevano anche gruppi punk iracheni. Dice, beh, cosa c'entra? No, c'entra, perché in un paese islamico pensare a dei gruppi punk, cioè una certa vivacità che dava un segnale insieme alla nascita di emittenti radiofoniche, di giornali. A un certo punto a Baghdad c'erano 300 giornali, con il regime di Saddam Hussein ce n'erano 2, e tutti ovviamente controllati dal regime. Per cui questo concetto in realtà ha avuto una certa presa, però è un concetto che si basava sulla precedente esperienza di molti anni prima. Perché se ci pensiamo bene, apro una parentesi, ho salutato i vecchi amici, mi sono dimenticato di salutare il nostro sindaco e quindi chiedo scusa e lo faccio, e grazie di essere qui, e anche il sindaco Vicineri di Sant'Agata, no, perché sennò poi le autorità non ne saluto. Anche gli assessori. E anche tutti gli assessori della giunta riconfermata di San Giovanni, che ringrazio di essere presenti. Cerco di recuperare in estremis la gaffa iniziale. Ma tornando a noi, allora il concetto l'avevamo già fatto, nella seconda guerra mondiale. La democrazia noi ce l'avamo portata con lo sbarco in Sicilia, in Germania con l'invasione del 1945, addirittura in Giappone a suon di bombe nucleari. Quindi insomma gli americani queste cose le avevano già fatte. Però c'è una differenza. Gli americani hanno portato la democrazia in Europa, o comunque in Italia, in Germania, in Giappone nel 1945, e se ci guardiamo bene sono ancora qua. La base italiana, Sigonella. Vi ricordate gli scandali Echelon del 99, Datagate del 2013, delle intercettazioni delle comunicazioni che ci controllano i cellulari, le email? Non ve lo ricordate? È venuto fuori un bel casotto, insomma, no? Addirittura il telefono della Merkel e del Papa erano spiati dai russi, dai cinesi, no, dagli americani. Quindi insomma, in Giappone gli americani sono ancora il paese che ospita più truppe americane nel mondo è il Giappone, ancora oggi, e in Germania ce ne sono pochi di meno. Invece, comunque, sì, la cultura giapponese è molto diversa da quella occidentale, però li hanno occidentalizzati a forza dopo la guerra. La cultura italiana, europea, tedesca non era così dissimile da quella americana, se ci pensiamo. In fondo l'America e gli Stati Uniti sono nati dalla colonizzazione europea, quindi, e dopo 70 anni e passa sono ancora qui. L'errore fatto nelle operazioni in Afghanistan e in Iraq, dove le culture sono molto diverse, dove anche l'aspetto religioso, l'Islam non è solo una religione, è anche politica, è stile di vita, società, è un sistema omnicomprensivo, lì dovevi pensare, se volevi portare la democrazia e farla germogliare, di starci almeno qualche decennio. Invece la pretesa di poter arrivare a vincere, seminare, distribuire semi di democrazia, poi potersene andare in 5, 10 anni, 15 anni, è stato un errore. Perché ci voleva forse più tempo. Gli americani nel 2003 attaccano anche l'Iraq, puntando a questo tipo di strategia, e quindi si dimenticano un po' l'Afghanistan. Alla fine in Afghanistan nel 2004 c'erano poche migliaia di soldati, non era più presidiato l'Afghanistan, era tranquillo, non era più presidiato. Nel 2006 i talebani lanciano il contrattacco, si sono rafforzati
dietro al confine, in Pakistan, sostenuti e armati dai servizi segreti pakistani, perché ai pakistani interessa controllare l'Afghanistan? I pakistani hanno un grande nemico nella zona, che è l'India, e il Pakistan, e l'Afghanistan è uno dei terreni di contesa fra l'India e il Pakistan. Non a caso, proprio qualche mese fa, quando gli alleati, gli americani stavano per ritirarsi, il governo indiano, che ha sempre aiutato il governo, diciamo, filo occidentale afghano, stava facendo degli accordi per sostituire i soldati della NATO che andavano via con propri soldati che avrebbero continuato ad addestrare le truppe di Kabul. I talebani e quindi i pakistani dietro li hanno fregati sul tempo, prendendo il controllo del paese in poche settimane e bruciando quindi gli indiani, che sono abbastanza arrabbiati per quello che è successo in Afghanistan. Comunque, per finirvi la scaletta delle operazioni, nel 2006 i talebani tornano all'attacco e colgono in sorpresa gli americani, ma soprattutto gli alleati europei, che erano andati in Afghanistan dicendo: ma sì dai, gli americani ci hanno chiesto una mano, ma sì, loro vanno in Iraq a fare la guerra, noi andiamo in Afghanistan a controllare il territorio, tanto è tranquillo. Quindi gli inglesi vanno nelle zone un po' più ad alta densità talebana, quelle del sud, i canadesi anche, noi italiani andiamo nella parte occidentale, che è molto tranquilla, è abitata anche dagli Hazara, che sono una comunità sciita, che avevano subito forti rappresaglie dai talebani, molto vicina all'Iran, paese con cui l'Italia ha sempre avuto ottimi rapporti. I tedeschi addirittura, per non correre rischi, vanno nel nord, dove ci sono uzbeki e tagiki, che quindi non ci sono talebani. Quando parte il contrattacco, nessuno se l'aspetta. E c'è questo aspetto particolare che crea una divisione importante all'interno dell'alleanza. I soldati inglesi sono attaccati in tutte le loro... In Afghanistan le basi, ci sono alcune grandi basi, grandi come città. Poi in realtà il controllo del territorio viene affidato a piccoli avamposti dove ci sono 50 soldati, 30 soldati, 100 soldati disseminati nelle zone agricole, che sono anche zone dove le strade sono delle murattiere, sono delle piste. E questi avamposti inglesi vengono attaccati, circondati e attaccati da centinaia, migliaia di talebani. E occorre rifornirli di munizioni perché rischiano di essere sopraffatti. Allora gli inglesi dicono agli altri alleati: dateci una mano, mandateci dei rinforzi. No, però lì c'è da combattere. Allora gli italiani, gli spagnoli, i tedeschi dicono: no, perché noi abbiamo delle regole un po' diverse, non ce la sentiamo di venire lì, perché le regole che abbiamo avuto dalle nostre nazioni, dai nostri governi sono: sì, possiamo sparare se veniamo attaccati per difenderci, però non possiamo andare noi a dare la caccia ai talebani. Allora gli inglesi dicono: beh, almeno prestateci degli elicotteri per portare munizioni e rifornimenti alle basi assediate. Però i nostri elicotteri possono trasportare qualunque cosa, ma non in zona di combattimento. E viene fuori il problema, cioè che è vero che tutti i paesi, 50 paesi sono andati con i loro soldati in Afghanistan, ma ognuno con regole di ingaggio, caveat, cioè eccezioni particolari. Per cui non è vero che un soldato va armato, al di là del valore del combattente, ma proprio della nazionalità. I tedeschi vennero rimproverati aspramente perché si fecero scappare un importante leader talebano, che l'avevano già sotto tiro, non sparavano. Dicevano: ma perché non avete sparato? Perché loro non ci hanno sparato e noi per le nostre regole non potevamo sparargli per primi. Allora voi capite che vincere una guerra in questo modo, nonostante la tecnologia, tutti i sistemi satellitari, tutto quello che volete, diventa difficile. E lì vengono fuori i primi problemi. Negli anni successivi, tra il 2007 e il 2010, abbiamo tutti rafforzato le truppe in Afghanistan, i contingenti, fino ad arrivare a 140.000 soldati, di cui 100.000 erano americani e 40.000 europei. Gli italiani arrivarono vicini ai 5.000 uomini, 4.700, e si è combattuto duramente. E lì si sono cambiate un po' le regole, tutti o quasi si sono messi a combattere, anche gli italiani. Abbiamo sostenuto battaglie veramente dure, importanti, e le abbiamo vinte tutte, ma anche gli altri contingenti. E in questa operazione fino al 2010 si arriva a liberare una grandissima parte dell'Afghanistan, a cacciare i talebani da diverse aree anche rurali, che sono quelle dove veniva coltivato, in particolare nelle regioni dell'ovest
diciamo, sud-occidentali veniva coltivato l'oppio. L'oppio per produrre droga, che è stato una delle fonti di alimentazione dei talebani e anche una fonte di sostentamento per moltissimi contadini afghani. E quindi fu un periodo, un successo importante. Poi ci impegniamo anche noi italiani, ci furono delle campagne per sradicare l'oppio finanziate dalle Nazioni Unite. Alcuni usavano il kerosene, cioè bruciavano i campi, gli americani, gli inglesi bruciavano tutto, facendosi un po'. Ecco, questo tipo di tecnica ha contribuito a far sì che molti contadini si arruolassero per i talebani, perché ovviamente se li bruci col kerosene in campo non è che ti sei fatto dei grandi amici. Gli italiani hanno usato un'altra tecnica, molto più pacifica. Proponevano ai contadini delle colture alternative. Allora, se voi dite al contadino, guarda, perché non coltivi grano? Dice, va, grano, ci faccio la pagnotta, però mi rende un ventesimo di quello che mi rende l'oppio, perché il talebano l'oppio me lo paga molto bene. Allora ti propongo un'altra coltura, lo zafferano, che in effetti costa un sacco di soldi. Comprate una bustina di zafferano, però non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Perché non c'era un mercato dove venderlo. Siccome in Afghanistan il risotto, lo zafferano non è il piatto tipico nazionale, non c'era un mercato dove venderlo, proprio perché mancavano le strade, le ferrovie, gli aeroporti commerciali, per cui questa produzione a chi la vendo? Io sono il contadino afghano analfabeta, cosa me ne faccio? Non essendoci strade che ti portano fuori, non avevi uno sbocco a dei mercati e quindi alla fine ho detto, ma guarda, io il zafferano potrei anche coltivarlo, ma se nessuno me lo compra torno all'oppio, che quello me lo pagano sull'unghia cash. Nel 2010 noi perdiamo la guerra, nonostante abbiamo vinto sul campo di battaglia, abbiamo conquistato vallate, montagne, villaggi. Poi se volete possiamo anche chiacchierare un po' dei combattimenti. È una guerra a bassa intensità questa, nel senso che non ci sono grandi battaglie con migliaia di soldati, ci sono spesso battaglie in cui vengono impegnati dai 30 ai 150 soldati affiancati da truppe afghane che un po' alla volta venivano addestrate, poi parleremo anche di questi, che combattono contro qualche centinaio di talebani. Poi a un certo punto qualcuno è stanco di prenderle e si sgancia, generalmente i talebani, perché poi quando i militari occidentali vengono attaccati chiamano gli aerei o gli elicotteri e di fronte a quello. Pensate che erano bravissimi i talebani, io li ho sempre, lo ripeto, li ho sempre ammirati. Loro attaccavano i nostri militari nelle gole e sapevano benissimo che dalla base dove avevamo gli elicotteri da combattimento ad arrivare lì ci volevano 20 minuti. Loro attaccavano per 20 minuti e al 20° minuto erano spariti. Per cui loro avevano calcolato perfettamente il tempo di intervento per evitare di essere sopraffatti. Quindi insomma, combattenti, guerriglieri assolutamente, poi figli di buona donna, nel senso che poi si nascondevano nei villaggi come fanno tutti i movimenti insurrezionali, no? Hanno meno armi, meno tecnologia, quindi si mischiano la popolazione sapendo che noi nel momento in cui interveniamo militarmente con bombardamenti, per noi ammazzare dei civili anche per errore è un problema politico, sociale, di coscienza, insomma su questo, però questo lo fanno tutti, lo fa Hamas a Gaza, lo fanno tutti i movimenti di guerriglia, anche lo Stato islamico, tutti l'hanno sempre fatto. Nel 2010 noi abbiamo perso la guerra, non l'abbiamo persa nel 2021, nel 2010, perché il presidente Obama allora dice sì vabbè, lui aveva già fatto il ritiro, stava facendo il ritiro dall'Iraq, voleva anche il ritiro dall'Afghanistan, e proprio perché la politica americana cambia, come spesso può essere anche la nostra, ma cambia in America molto radicalmente a ogni elezione presidenziale, oppure ogni due, quando, insomma, per cui la politica che si è fatta prima con Obama, con Bush, con Obama si cambia radicalmente. E Obama dice nel 2010, sì va bene, manderò altri 30.000 rinforzi, come mi chiedono i miei comandanti sul terreno, però che sia chiaro, dall'anno prossimo comincia il ritiro. Allora, il talebano, che aveva preso un sacco di legnate a partire dal 2007, che aveva subito perdite spaventose, senza mai smettere di combattere, però, diciamo, un momento, questi l'anno prossimo se ne vanno. Allora, altro che negoziati, altro che discussioni, no,
altro che resa, no, qui ci mettiamo tutti tranquilli, facciamo perdere le nostre tracce e poi fra un anno cominciamo. Provate a immaginare se nella seconda guerra mondiale, non so, al vertice di Teheran del 43, Churchill, Roosevelt e Stalin avessero detto al mondo: noi sì, continuiamo a combattere i nazisti, però ancora per 8 mesi poi andiamo tutti a casa. Avremo ancora le svastiche in giro per l'Europa, no? Lì abbiamo perso la guerra. Poi dal 2011 cominciamo a ridurre le forze alleate sul terreno, lasciandoci quelle afghane che stavamo addestrando noi e che ovviamente non erano allo stesso livello dei soldati occidentali. Quindi tutto quel territorio che si era conquistato pagando un prezzo di sangue importante anche tra le truppe afghane viene abbandonato, perché è vero, lo lasciamo agli afghani, ma gli afghani dicono: signori, noi queste basi qua non riusciamo a tenerle perché sono fuori dal mondo, noi non abbiamo elicotteri, non abbiamo una logistica, e non riusciamo a tenere. Quindi molte basi che si erano costruite in zone liberate dai talebani, spendendo miliardi di dollari, si spendono altri centinaia di milioni di dollari per demolirle. E i talebani tornano padroni delle aree rurali. Nel 2014 gli alleati occidentali cessano di svolgere operazioni di combattimento, ma fanno solo un'operazione di addestramento delle forze afghane, armandole, addestrandole. Il grosso limite dicendo la guerra in Afghanistan deve essere afganizzata, cioè la devono fare gli afghani, non può essere solo una guerra dell'Occidente, gli afghani devono combattersi la loro guerra. Il problema di addestrare i soldati afghani è legato fondamentalmente a un aspetto difficile, a una grande difficoltà. Il 70-80% degli afghani è analfabeta o poco alfabetizzato. Cosa vuol dire? Che questo foglio lo riesce a leggere, magari, però non capisce cosa c'è scritto. L'addestramento che devi fare un soldato, ad esempio, se devi addestrare un soldato a usare un sistema radio, c'è un manuale di istruzioni, tu glielo puoi anche scrivere nella loro lingua, però se questo non sa leggere, o se legge ma non comprende molti termini, ha una scolarizzazione scarsa, un'alfabetizzazione di base, e qui ci sono anche degli insegnanti che potrebbero forse spiegarlo meglio di me, ma non serve a nulla. Quindi quello che può imparare lo impara a memoria, e questo rende molto difficile trasformare un conto è avere un fucile in mano, un conto è essere un militare, saper condurre operazioni coordinate, complesse, e questo aspetto è fondamentale per comprendere perché i soldati afghani non hanno avuto la possibilità di assumere un'autonomia vera. In più gli americani hanno cominciato a pensare che il loro investimento in Afghanistan doveva cominciare a rendere. Quindi è vero che hanno messo molti soldi, però molti di quei soldi li sono tornati in casa. I soldati afghani hanno sempre combattuto da decenni con le armi di tipo sovietico, il Kalashnikov, i vecchi carri T-55, tutta roba molto rustica, dalla manutenzione molto semplice e che spesso funziona bene anche senza una gran manutenzione, quindi è perfetta. Però no, i soldati afghani devono utilizzare equipaggiamento standard NATO, quindi armamento americano, che gli americani si pagavano con i soldi che davano all'Afghanistan, quindi io ti do i soldi per l'armamento, tu me lo compri da me e quindi io me li riprendo. E questo ha portato a far sì che i soldati afghani venissero equipaggiati con materiale americano, certo anche molto più avanzato e sofisticato, ma che non sapevano usare e che richiedeva un grande livello di manutenzione. Soprattutto quando hanno cominciato a dargli gli aerei, gli elicotteri, i sistemi elettronici, i missili. E allora, siccome gli afghani non erano in grado di gestire questi equipaggiamenti, gli americani hanno detto: non c'è problema, con i soldi che vi diamo, ci paghiamo, vi pagate i contractor, che sono delle società private di tecnici, tutti ex militari americani o di altre nazionalità, che si occupano di gestire la manutenzione per conto degli afghani. E questo è un aspetto interessante, perché con questi contractor gli elicotteri afghani funzionavano. Il pilota era afghano, i meccanici erano occidentali o comunque non afghani. E gli afghani si occupavano solo dei vecchi elicotteri russi che conoscevano benissimo e che riuscivano a far funzionare anche in condizioni pazzesche. Qual è il problema? Che quando i militari occidentali hanno cominciato a ritirarsi sul serio, dal 2018 in poi e soprattutto nel 2020,
I tecnici che stavano dentro le basi militari hanno detto: un momento, qui se vanno via i soldati americani, cioè restiamo noi a fare da bersagli per i talebani, poi là c'è sempre il rischio dei sequestri, no? Viene sequestrato un americano, quindi questi se ne vanno, e andandosene loro i soldati afghani si sentono abbandonati perché la manutenzione non gliela fa più nessuno. Allora quando noi abbiamo visto in agosto queste forze afghane si arrendono in massa, si sono sentiti abbandonati, finché hanno avuto i soldati della NATO al loro fianco hanno combattuto. Loro hanno combattuto anche molto bene, anche eroicamente. Se guardiamo i numeri delle perdite, perché insomma è una guerra che in 20 anni non ha fatto tantissimi morti, se consideriamo i 20 anni. I soldati afghani uccisi, i soldati poliziotti, sono stati fra i 66.000 e i 70.000 in 20 anni. I talebani uccisi si ritiene 50.000, secondo me sono meno del doppio, però è difficile andare a contare. Per comprendere, i civili morti in questa guerra sono stati meno di 50.000, quindi sono morti più soldati che civili afghani, e questo ci dice il sacrificio che hanno fatto questi soldati afghani, analfabeti, che spesso dovevano lasciare, insomma c'è molta diserzione, no, è che tornavano a casa per il raccolto, aiutavano la famiglia a raccogliere l'oppio o qualcos'altro e poi tornavano, insomma un esercito un po' così, no? Però bisogna anche comprenderli. Nel sistema afghano, che è basato sulla corruzione totale, per essere arruolato dovevi pagare una tangente, ma siccome non avevi i soldi per pagarla, quando venivi arruolato una parte del tuo stipendio se lo tratteneva il comandante, e questo è stato così anche in Iraq e in molti altri paesi islamici. Con delle sorprese, no? Per cui hai un reparto che ufficialmente ha 2.000 soldati, poi vai a contarli, sono 1.200, gli altri 800, sono in licenza, no, non esistono, sono nomi sulla carta, però ogni mese arrivano gli stipendi anche per questi 800, e i comandanti, qui funziona così: se vuoi diventare il comandante supremo delle forze armate afghane devi dare qualche milione di dollari al ministro della difesa. E poi tu li recuperi facendo pagare gli altri per promuoverli su di te, no? Quindi è un sistema che non garantisce una grande efficienza. Però detto questo, io ho visto combattere i soldati afghani con grande coraggio, e devo dirvi anche con una consapevolezza del destino a cui davano incontro veramente che mi ha colpito, perché noi i militari occidentali si muovevano sempre con i veicoli protetti, noi abbiamo i Lince, qualcuno li ha visti, questi gipponi che resistono fino a un certo punto, ma insomma solitamente resistono all'esplosione delle mine, degli ordigni stradali. L'arma principale usata dai talebani erano proprio gli ordigni stradali, che venivano confezionati in maniera improvvisata usando l'esplosivo di vecchi proiettili. Là molte strade non sono asfaltate, le metti sotto al terriccio e le fai esplodere o a pressione come una mina oppure con un telecomando, e hanno ucciso moltissimi militari in questo modo. Allora tutti i paesi occidentali si sono dotati di veicoli che reggessero questo tipo di esplosioni, anche noi italiani, ma gli afghani questi mezzi non li hanno mai avuti. Quindi queste colonne miste in cui i soldati afghani ci dovevano sempre essere, perché noi non dovevamo dare l'impressione di essere una forza occupante, ma di essere una forza militare che affiancava i soldati del governo. Erano queste colonne in cui c'era davanti 2 veicoli afghani che erano dei Ford Ranger, non so, avete presente i SUV che abbiamo anche noi, ecco. Di dietro c'erano altri veicoli afghani Ford Ranger, quindi i primi veicoli sono i primi a saltare sulle mine, gli ultimi sono quelli che vengono in genere attaccati nelle imboscate, no? Perché poi attacchi testa e coda e blocchi la colonna. E in mezzo c'erano i nostri militari occidentali sui mezzi che resistevano a quasi qualunque tipo di, non a tutti, perché con un'autobomba a Kabul hanno distrutto un mezzo nostro con 6 paracadutisti sopra, ma generalmente reggevano. Quindi quando esplodevano sulle mine i veicoli afghani trovavi i pezzi dei soldati sparsi per centinaia di metri. Quindi questi io spesso ho letto anche dei commenti anche dei miei colleghi molto ingenerosi verso
questi soldati, io devo dire che non so quanti militari occidentali sarebbero andati in Afghanistan sapendo di doversi muovere in questo modo con veicoli così esposti. Quando pensiamo appunto alla sconfitta, alla dissoluzione delle forze afghane, dobbiamo pensare a questo e anche al fatto che si sono sentiti abbandonati. Il ritiro americano è stato traumatico. C'è stata una bella intervista fatta al comandante della base di Bagram, che è stata la più grande base dei sovietici in Afghanistan e poi degli americani. Io ci ho passato qualche giorno dentro, 3-4 giorni, e non sono riuscito a girarla tutta. Cioè, fate conto che possa avere un'estensione spaventosa, c'è anche un carcere dentro, supermercati, c'è di tutto, una città. Ovviamente, come anche le basi americane in Italia, se voi andate da Viano a Sigonella ci sono due comandanti, c'è il comandante italiano perché è territorio italiano e poi c'è il comandante americano perché ci sono i reparti militari americani, e anche in Afghanistan era così. Il comandante afghano di Bagram ha raccontato, dice: ma io tutte le mattine alle 8 alza bandiera con le due bandiere americana e afghana, e io e il comandante americano eravamo qui ieri mattina non si è visto. Ho mandato i miei soldati a cercare, non c'era più nessuno. Sono andati di notte senza dire niente, anzi hanno abbandonato anche un po' di cassa di Coca-Cola, di razioni, perché non riuscivano a caricare sugli aerei. Sono partiti come di notte, come dei ladri, per cui ci hanno abbandonato qua. Allora, ovviamente, quando arrivano i talebani, cosa fa questo comandante? Dice ai suoi di resistere fino all'ultimo uomo o va a negoziare una resa onorevole in bar? Noi ci arrendiamo, in cambio non ci sparate, ci lasciate andare a casa. Ovviamente è andata così. E questo è l'aspetto forse più importante. Io voglio sentire anche le vostre curiosità, le vostre eventuali domande. Voglio solo dire un paio di cose prima. I motivi per cui noi siamo arrivati all'Afghanistan. Poi si può raccontare qualunque cosa, no? Gli americani dicono no, perché non era più nei nostri interessi stare lì, noi adesso dobbiamo pensare alla Russia e soprattutto alla Cina, sono quelli i nostri nemici. Ma se questo fosse vero, pensate solo alla posizione dell'Afghanistan, che è a sud della Russia e di fianco alla Cina. Cioè, se i tuoi nemici sono quelli, non c'è un posto migliore dove avere basi militari per tenere sotto tiro entrambi. La ragione fondamentale è che l'Afghanistan è facile da conquistare per tutti. I britannici lo invasero nell'800, i sovietici l'hanno invaso nel 79, è difficile poi da controllare, cioè entrarci ci vuole poco, poi controllarlo è difficilissimo e spesso per tutti questi imperi o potenze il costo che è richiesto per restare in Afghanistan è stato considerato superiore ai benefici che il controllo dell'Afghanistan poteva offrire. Questa è una spiegazione che può avere un senso. In realtà io credo che la vittoria dei talebani così rapida, così umiliante per l'Occidente sia stata una vittoria importante per tutti i movimenti jihadisti. Infatti tutti hanno applaudito i talebani. E quindi ha un impatto strategico molto pesante per noi, perché probabilmente tutti gli analisti, anche nell'intelligence, ritengono che questa disfatta che abbiamo subito a Kabul incoraggerà tutti i movimenti jihadisti a tornare a colpire l'Occidente. La ragione forse vera per cui siamo andati via dall'Afghanistan è che non eravamo più in grado, neanche gli americani, di rendere giustificabile all'opinione pubblica, quindi anche politicamente, il numero di morti che quella guerra comportava, che però è un numero di morti assolutamente irrisorio in termini militari. In 20 anni le truppe alleate hanno avuto 3.600 morti, ma in questi morti ci sono anche i morti per incidente stradale, incidente aereo, addirittura i suicidi, perché qualcuno, non resistendo allo stress, come spesso succede in guerra, si è suicidato, ma i morti in battaglia in realtà sono stati molti meno di questi 3.600. Di questi 3.600, 2.450 circa erano americani, 455 inglesi, gli italiani 53. In 20 anni un numero di morti del genere significa 180 morti all'anno, per eserciti che hanno, per forze armate che hanno complessivamente 4 milioni di soldati. Cioè, quindi sono perdite che in termini militari sono irrisorie.
Pensiamo che in una settimana era la main, morirono in 20.000 fra i tedeschi, italiani, britannici, Stalingrado, centinaia di migliaia di soldati in pochi mesi. In Vietnam, vediamo tempi più recenti, gli americani ebbero 58.000 morti, in Corea in 10 anni, in Corea in appena 2 anni e mezzo ne ebbero 55.000. Cos'è che è cambiato? È cambiata la capacità della nostra società di accettare A, il concetto di guerra e di partecipare a una guerra, e B, i costi che una guerra comporta in termini di soldati che muoiono, in termini di persone che uccidiamo, anche civili, perché in questo tipo di guerra i civili è difficile distinguere un talebano da un civile, non hanno mica uniformi, quindi si mischiano la popolazione. Non abbiamo più questa capacità e quindi siamo venuti via perché non eravamo più in grado di sostenere, anche perché politicamente non era più spiegabile all'opinione pubblica che dopo tanti anni quell'11 settembre si era un po' dimenticata. Se ci fate caso ce ne siamo un po' tutti dimenticati, poi dopo il Covid l'11 settembre è una cosa di qualche era geologica fa, no? Anche se anche il Covid ci dice che la nostra capacità sociale di reggere, adesso tutti parlano di resilienza, sono queste parole che vanno di moda, no? Cioè, ultimamente ne esce una, innovazione, resilienza, ce ne sono 2 o 3 che adesso, sostenibilità. Resilienza siamo molto scarsi, nel senso che non siamo come società, io parlo dell'Italia, ma anche in generale dell'Occidente, non abbiamo più forse la capacità di soffrire. E questo diventa un aspetto, una debolezza che è paradossale se la confrontiamo col fatto che l'Occidente ricco ha una capacità militare, tecnologica, distruttiva che non ha paragoni nella storia. Cioè la capacità, tra l'altro, anche di essere... Le guerre oggi ammazzano meno persone del passato perché le armi sono più precise. Facciamo un esempio, se nella seconda guerra mondiale volevano distruggere la stazione di Bologna, che era un nodo importante, gli alleati cominciavano a bombardare da Borgo Panigale e finivano a Mazzini per essere sicuri di c'era una strisciata, no? Adesso bastano 2 missili che centrano le 2 di notte quando non c'è nessuno, esattamente i punti vitali della stazione la paralizzi nello stesso modo, senza ammazzare 3.000 persone. Quindi la tecnologia ci rende precisi, letali, con una potenza, ma non siamo paradossalmente più capaci di sopportare le perdite, le sofferenze che una guerra inevitabilmente comporta, se no si chiamerebbe briscola, no, non si chiamerebbe guerra. E questo rende assolutamente molto forti dei nemici che non avrebbero militarmente nessuna speranza di confrontarsi con noi, perché la loro forza sta nella possibilità, nella capacità di subire perdite senza fare una piega. Mi ricordo quella battaglia di cui parlavamo prima in Somalia, la battaglia del mercato di Baccara a Mogadiscio. Alla fine della battaglia gli americani ebbero 18 morti, i somali 1 migliaio, secondo me un po' di più, da quel che succedeva là, da quel che si vedeva, forse di più. Però il giorno dopo il comandante dei somali, il capo, il bando dei somali, proclamò la vittoria e tutti si misero un po' a ridere, hai avuto 1.000 morti, un massacro, hai vinto. No, aveva ragione lui, perché lui dopo una settimana quei 1.000 morti li aveva rimpiazzati con altri ragazzini e bambini soldati arruolati nei villaggi più poveri. E invece dopo una settimana il presidente americano, allora era Bill Clinton, annunciò che gli americani si sarebbero ritirati dalla Somalia, perché quei 18 morti per gli americani in un posto che non sapeva neanche dove fosse, perché poi gli americani fuori dagli States non hanno una grande cultura geografica, Somalia dove? Non erano più sostenibili politicamente. E quindi questo aspetto è un aspetto che a mio parere dovremmo tutti tenere in considerazione, al di là noi come cittadini, ma soprattutto a livello politico. Qualche anno fa, proprio parlando di queste cose, occupandosi di questo argomento, il capo di Stato Maggiore, il comandante delle forze armate britanniche, quindi un paese che ha sempre combattuto e che sa combattere, che ha subito anche perdite come l'Inghilterra, come la Gran Bretagna, faceva questa valutazione, dice la nostra incapacità di sostenere una guerra anche a bassa intensità, anche un conflitto limitato nel tempo, 10 anni, 5 anni, 20 anni, ridurrà le opzioni in mano alla politica, nel senso che i politici dovranno sempre di più evitare di impegnare la nazione in un conflitto,
perché sanno, consapevoli di questa incapacità a reggere socialmente e politicamente il peso di una guerra, anche con pochi morti. E quindi questo renderà i nostri avversari, anche i più scalcinati, molto più forti e avranno una percezione maggiore della nostra debolezza, che di fatto non c'è, ma che però appare e che sul campo di battaglia è evidente. E questo credo che sia un punto sul quale dovremmo tutti riflettere, perché è un paradosso, ma è esattamente il tema sul quale ci confrontiamo, ed è il tema per cui non siamo mai andati in Libia per stabilizzarla, dopo averla bombardata, perché avrebbe comportato avere dei morti. Ci sono andati i russi e i turchi con mercenari, contratto, e consiglieri militari, l'hanno fatto per noi, però la Libia oggi non è più sotto l'influenza italiana, questo va detto. E anche in un'ottica di contrasto con le potenze con cui abbiamo deciso di... Infatti, se ci fate caso, dopo aver perso le guerre contro i guerriglieri, siamo tornati alle origini, a quello che conosciamo meglio. Quindi oggi si dice che i nostri nemici sono i cinesi, sono i russi, che sono nazioni importanti, che hanno eserciti come i nostri, che hanno armi come le nostre, che come noi non hanno nessuna intenzione di fare una guerra perché non hanno nulla di cui guadagnarci, che hanno economie importanti che da una guerra subirebbero delle devastazioni a cui nessuno vuole andare incontro, e quindi abbiamo deciso di tornare a confrontarci con quelli come noi. E questo però non riduce la vulnerabilità che abbiamo rispetto alle minacce che si chiamano asimmetriche, cioè quelle portate da terroristi, miliziani, gruppi di guerriglieri che sono in grado di suonarci. Io vedo i francesi adesso in Sahel, che dal 2013 sono presenti con una missione che aiuta i governi locali a combattere i terroristi, cioè là c'è sia Al-Qaeda che lo Stato Islamico, non si fanno mancare nulla, hanno proprio tutto. E dopo qualche anno, ai 55 morti, anche i francesi stanno cominciando a ritirarsi. Allora i paesi locali, il Mali, il Burkina Faso, il Niger, stanno guardando ad altri partner cinesi e in particolare russi. E i russi, non ce lo dimentichiamo, a differenza nostra, sanno ancora combattere, soffrire, hanno mandato i loro soldati a combattere in Siria per difendere il loro alleato Bashar al-Assad, che non è uno stinco di santo, certamente, ma l'alternativa a lui erano poi i terroristi dell'ISIS, un po' di Al-Qaeda. E questo aspetto è importante, concludo davvero, perché gli americani e noi dietro a loro abbiamo abbandonato negli ultimi anni un bel po' di nostri amici, alleati, i curdi, gli iracheni, poi è arrivato l'ISIS, gli afghani, per cui ad esempio se io fossi in Taiwan, grande alleato degli americani, comincerei un po' a preoccuparmi, perché questa tendenza degli americani e dell'Occidente ad abbandonare l'amico nel momento in cui sostenerlo comporta dei costi importanti potrebbe far traballare la fiducia di molti paesi nei confronti delle potenze occidentali, e questo ovviamente non è un grande vantaggio per noi. Se ci sono domande, se ci sono curiosità, sono a vostra disposizione. Io da approfittare, dato che magari tu ti siedi e facciamo un cambio d'aria. Come vuoi tu, come siete voi Magari i padroni di casa. Io volevo farti una domanda, Andrea. Sì. Allora, l'una è una curiosità. Come mai secondo te, diciamo, il cadavere che siamo affidati non è mai stato fatto vedere? No, c'è stato dichiarato al mondo che è stato ucciso, però perché queste immagini? No, le foto c'erano, le foto le hanno fatte circolare. Ma le ha viste? Sì. No, ci sono anche sul web, se vai su Google si vede questa foto un po'. Però l'hanno buttato in mare. Perché l'hanno proprio, cioè l'hanno un po', insomma, nascosto. Comunque invece la domanda un po' più, diciamo, a parte la curiosità, premesso, complimenti alla conferenza che ci hai fatto, che è stata veramente estremamente interessante. Grazie. Si è trasportato in questa storiografia di questo progetto. No, dicevo, invece secondo te quanto c'è di facciata nell'esportare la democrazia da parte degli Stati Uniti, anche fatta dalla NATO,
e quando c'è invece l'ipocrisia con questa finalità a esportare due cose, una il traffico delle armi, che fra l'altro in parte anche un po' detto, no? dei governi democratici, a seconda sono interventisti, magari più repubblicani o invece un po' più liberali come democratici, i repubblicani sono sempre stati appoggiati dalle lobby della Lockheed Martin, eccetera. Beh, ma tutti, E l'altro invece, oltre al controllo delle armi, poi l'ipocrisia nel controllo del traffico della droga. Cioè, quando fa coca, voglio dire, la droga non la consuma sicuramente gli afghani, la consuma tutto il resto del mondo. Quindi ci sono queste due facce, no? La faccia buonista, interventista, pacifista, che poi intervengono con la guerra, ma poi c'è dietro invece un altro interesse a fare delle cose che magari... Ma la domanda è bella corposa, adesso provo di darti qualche risposta decente. Beh, allora, il concetto di esportare la democrazia io credo che abbia un importante significato. Nel momento in cui hai deciso due cose però. La prima è che i tuoi valori sono così forti che li vuoi esportare e li consideri quindi vincenti, li consideri che dopo un po' diventeranno quelli graditi a tutti. Cioè devi avere una grande consapevolezza della forza dei tuoi valori. Questo vale per tutte le ideologie. L'Unione Sovietica ha esportato il comunismo con i carri armati, convinto che avrebbe poi, diffondendo il comunismo, convinto il mondo intero, quindi devi avere una consapevolezza. Io credo che oggi noi non abbiamo più una grande consapevolezza, non abbiamo più una consapevolezza della forza dei nostri valori, anzi mi pare che spesso li stiamo anche dimenticando in molti casi. Quindi per esportare un valore bisogna che tu gli dai una grande considerazione e devi essere disposto a investire nel tempo, come dicevo prima. Non può essere un'operazione perché se non è così, allora come dici tu giustamente, fai solo un'operazione militare in cui alla fine cerchi di rientrare dai costi vendendo armi, che comunque le armi le vendono tutti, cioè vuol dire, i più grandi esportatori di armi sono gli Stati Uniti, ma poi ci sono i russi, poi ci siamo anche noi, insomma tutti vendono tecnologia militare, non la vedo una cosa immorale, secondo me. Può essere immorale come si usano le armi in certi contesti, forse è immorale usare per sparare sui manifestanti in Birmania, ma io non do un valore morale alle armi, sono strumenti, poi li usi per difenderti, li usi per colpire un nemico. Sul fatto della lobby delle armi, insomma, la lobby delle armi in America è molto forte, però è forte sia con i repubblicani che con i democratici, anzi se ci guardiamo la gran parte delle guerre degli americani le hanno cominciate i democratici, in Vietnam l'ha cominciato Kennedy e l'ha chiuso Nixon che era un repubblicano. George Bush venne giovane, il figlio, viene eletto, vince le elezioni presidenziali con un programma che è quello di torniamo a casa, portiamo via i soldati, loro erano nei Balcani, in Bosnia, in Kosovo, dice gli europei si facciano loro le loro guerre, noi non andiamo più in giro a fare guerra per gli altri. E poi ovviamente questo programma col quale vince le elezioni cambia tutto completamente nel momento in cui c'è l'11 settembre, perché ovviamente lì infatti i bilanci militari tornano a gonfiarsi. Sì, è vero che ci sono delle influenze, la lobby delle armi ha una certa influenza. Io ricordo quando gli americani decisero di bombardare Gheddafi nel 2011, poi ci andavamo anche noi costretti dagli americani. E c'erano tutti questi esperti nelle tv americane che erano tutti favorevoli ai bombardamenti aerei contro la Libia di Gheddafi, che vuol dire agli americani non gli aveva fatto nulla di male, almeno non in quel periodo lì, poi il periodo del confronto con Reagan, erano già passati degli anni, insomma, no? E poi è venuto fuori che insomma, tutti questi esperti che andavano in tv erano tutti ex generali al soldo delle società che producono armi per aeroplani, bombe e missili. Perché ovviamente se tu fai un'operazione aerea e svuoti gli arsenali, poi questi vanno riempiti e questo crea un business. Quindi è vero quello che dici, però nell'economia generale delle decisioni che prende una grande potenza non è solo questa la valutazione da fare. Io credo che spesso in Occidente si facciano delle valutazioni di tipo bellico su
partendo da un presupposto che è quello dell'esperienza delle guerre dei Balcani degli anni 90 contro i serbi, no? Prima in Bosnia, poi in Kosovo, solo che i serbi sono come noi, nel senso sono europei come noi. Dopo che li hai bombardati con gli aeroplani, loro hanno capito che la guerra non la possono vincere, e quindi si sono arresi. Non avremmo dovuto combattere casa per casa. Se fossimo entrati in Serbia sicuramente sì, ma per la Bosnia e per il Kosovo. Questa valutazione è portata in paesi dove il valore della vita è molto più basso e dove chi combatte è pronto a morire. Cioè, parliamo di nemici che non esitano a farsi esplodere pur di uccidere i loro avversari, cioè noi. Quindi va in un contesto di un avversario molto diverso, che non ha paura di morire, che anzi cerca la morte, che è un premio nel momento in cui questa morte gli permette di uccidere i nemici. E noi siamo completamente spiazzati culturalmente di fronte. Adesso facciamo un po' per fare un esempio banale, ci arrivo fra un attimo. Per finire di risponderti, è vero che dietro un conflitto ci sono sempre degli interessi, perché ci sono, per forza, ogni nazione ha degli interessi e io credo che sia giusto. Cioè fare una guerra senza avere interessi da tutelare è una stupidaggine. Cioè, la guerra va fatta per gli interessi nazionali, che siano di sicurezza, che siano economici, per garantirsi risorse. Le guerre vanno fatte per questo, ci sono sempre fatte per questo. Se non vengono fatte per questo mi preoccupo, perché qual è una ragione per cui mandare delle persone a morire, se non quella di tutelare o difendere gli interessi nazionali? Ovviamente a discapito di qualcun altro, perché se no non ci saremo. Però la mia domanda che pongo anche a me stesso, ma c'è un valore, un qualcosa per cui noi saremo pronti a mandare domani noi stessi o i nostri figli a combattere e quindi a morire? Una volta l'avevamo, Ci sono delle ragioni per cui oggi chiunque di noi dice no sì, per questa cosa qui no, manderei anche mio figlio a fare una guerra. Fuori dall'Europa, sì, tutti. Può essere il jihad, può essere il trionfo di Allah, può essere un pasto caldo, può essere la possibilità di avere una vita dignitosa, la speranza di poter avere una vita dignitosa. Però fuori dall'Europa è così. Noi, fuori dall'Occidente, è così. Anche per il cinese. Anche per il cinese. Sui cinesi ci sono molti interrogativi, perché i cinesi non sono più quella moltitudine che erano una volta, parlo militarmente, poi sono sempre 1,5 miliardi come l'India. Però loro hanno modernizzato le loro forze armate e per farlo le hanno ridotte di numero. Oggi hanno solo tra virgolette 2 milioni di militari, però su un paese che ha 1,5 miliardi quasi di popolazione. Però il problema vero della minaccia cinese è che i cinesi non hanno mai combattuto. L'ultima guerra la Cina l'ha fatta nel 79 contro i vietnamiti, i nord vietnamiti, con i quali hanno delle contese per delle isole. Fecero un'operazione punitiva, invasero il Nord Vietnam, si fecero massacrare, attaccavano a ondate. I nord vietnamiti invece venivano da 20 anni di guerra contro gli americani, erano assolutamente molto più scafati come combattenti. Gliele hanno suonate brutalmente, ma si sono dovuti ritirare perché il numero di cinesi era un po' come i soldati inglesi negli avamposti, no? Come vi dicevo prima. Però da allora, era il 79, non hanno più combattuto. E i soldati che combattevano allora oggi non ci sono più. Quindi la potenza militare cinese sulla carta sì, però non hanno nessuna esperienza bellica. E questa è una grande incognita, perché poi insomma quando si combatte il primo problema, al di là della tecnologia, il problema dell'equipaggiamento e tutto, è quando ti sparano addosso e non è mai successo prima, cosa fai? Stai lì, combatti, contrattacchi o ti giri e scappi? No, perché quando si spara, non è che... E sui cinesi c'è questo grande interrogativo, ad esempio. Infatti è una ragione per cui io credo che i cinesi non abbiano nessun interesse, al di là delle provocazioni, a misurare, perché se facessero brutta figura sul campo di battaglia, il prezzo da pagare in tutta l'Asia per loro sarebbe importante. Però forse se parliamo con i cinesi sarebbe una guerra vera. Nel senso che non sarebbe una guerra da 50 contro 50, ma sarebbe una guerra di missili, aerei, navi, in cui l'elemento umano diventa molto inferiore, anche perché poi si devono
devono andare a vedere se l'amico americano fa come con gli altri amici o se l'amico di Taiwan è un po' più amico degli altri. In questo caso, perché io mi ricordo anche nel 75 qui in Europa, che non ci fidavamo poi più tanto dell'amico americano perché la mutua assistenza, la mutua distruzione assicurata è meglio che la rinforziamo con un po' di euromissili, così siamo sicuri che sia ancora quello. Ma Taiwan, perdere Taiwan per gli Stati Uniti sarebbe esattamente come per i cinesi perdere la faccia. Sì, però io credo che nessuno E non oggi... credo che si combatterebbe con delle gran fanterie. No, allora, io penso che nessuno oggi ha interesse, i conflitti tra i grandi paesi oggi non hanno più nessuna possibilità, secondo me, e spero di non sbagliarmi, di esserci, perché ovviamente sarebbero conflitti totali. Quindi quello che può succedere invece, siccome nessuno può più combattere, anche la Cina ha un arsenale nucleare importante, quindi cominciare anche un confronto convenzionale, poi riuscire a misurare l'escalation diventa difficile. Però credo che proprio per questa ragione il rischio non sia che i cinesi provino a invadere Taiwan, dove probabilmente rischierebbero di perdere metà della loro flotta per andare di là, per fare quei 200 km di braccio di mare. E poi Taiwan ha 23 milioni di abitanti, quanti soldati cinesi dovrebbero sbarcare? E come fai a portarceli? No? Però credo ad esempio che i cinesi potrebbero, e poi l'abbiamo anche scritto sull'analisi di difesa, potrebbero saggiare se io fossi Xi Jinping e volessi provare a saggiare la disponibilità vera americana a difendere Taiwan, farei un'operazione. Occuperei 2 isolette che sono a 2 e a 10 km dalle coste cinesi, sono Matsu e Kinmen, dove sono? 2 isolette che sono territorio taiwanese, ma sono attaccate alla costa cinese. Sono fortificate, ma insomma, se i cinesi le attaccano, in poche ore le prendono. E quello sarebbe un'invasione di Taiwan senza essere una vera invasione di Taiwan, perché l'isola grande non l'attaccherebbe. Potrebbe essere un modo per testare, c'è sempre questi isolette, ma chi se ne frega? No, non è mica vero, perché se noi guardiamo la storia, nel 1960 uno degli argomenti voi sapete che Taiwan nasce dal fatto che i cinesi nazionalisti di Chiang Kai-shek perdono la guerra contro i comunisti di Mao e scappano su quest'isola. Nel 1960 il dibattito, la campagna elettorale per le presidenziali americane fra John Kennedy e Richard Nixon, che venne vinta da John Kennedy, nei dibattiti c'è un tema che ricorre sempre, ma se i maoisti, perché allora l'America non riconosceva la Cina comunista, la riconoscerà poi con Nixon nel 79, nel 73 Nixon va a Pechino per la prima volta, se i cinesi comunisti di Mao occupassero queste 2 isolette, Matsu e Kinmen, cosa farebbe l'America? Ed entrambi i candidati presidenti dichiararono no, noi nuclearizzeremo Pechino. Se Pechino prova a prendere queste 2 isolette, perché sono un bersaglio facile, dice noi andremo alla guerra con i cinesi. Oggi non ne parla più nessuno, però nel 60 questo tema di queste 2 isolette, e secondo me la tensione che sta tornando potrebbe far tornare... Era anche l'America di Nixon e di Kennedy, però. E la Cina col capo dell'isola. Sì, no, tutto è cambiato, però secondo me in un contesto di tensione quello potrebbe essere un tema. Biden mi sembra in questi giorni abbia confermato che Taiwan non si deve comprare. Non poteva fare diversamente. Non poteva fare diversamente perché l'America non riconosce più Taiwan. Cioè riconoscendo Pechino, in realtà ha un accordo con Taiwan che la impegna a difendere, ad aiutarla, non per forza entrare in guerra, non più come prima. Però c'è stato un certo dibattito in questi giorni sul fatto che il ministro degli esteri russo Lavrov abbia detto ma per me il problema non si pone, per noi esiste una sola Cina, che è quella di Pechino, e la Cina è una. E tu dirai i russi sono al fianco di Pechino. No, non i russi, tutta la comunità internazionale, anche noi. Noi riconosciamo Pechino, non riconosciamo Taiwan. L'ambasciata di Taiwan a Roma c'è, sì, ma è al Vaticano, non è in Italia. Ci sono 15 isolette del Pacifico e piccoli staterelli che riconoscono Taiwan. Poi questo non significa che tutti sono d'accordo sul fatto che la Cina possa invadere Taiwan, però
Taiwan non è commercia con tutti ma non è riconosciuta da nessuno praticamente, quindi eppure la Cina, vedete, sta tornando all'Afghanistan a essere protagonista in Afghanistan proprio grazie agli americani. Per questo io sono un po' scettico trovo un po' contraddittorie le politiche del nostro grande alleato, e comunque il nostro alleato fa gli affari suoi, perché gli accordi con i talebani li ha gestiti da solo l'America, non ha coinvolto anche gli italiani, la NATO. Infatti se ci fate caso ogni tanto ciclicamente torna fuori un po' come il pantalone a zampa d'elefante, no? Ogni tanto torna di moda. Si è tornato a parlare negli ultimi mesi della difesa europea, di eserciti europei, dell'Europa unita. Dopo che cosa? Dopo la figuraccia rimediata a Kabul. Perché? Perché gli americani hanno deciso tutto loro, hanno fatto gli accordi con i talebani, alla fine hanno gestito male anche quel disastro lì, allora in Europa si dice, no, un momento, forse dobbiamo organizzarci per fare a meno, oppure per poter fare anche senza questi alleati che poi alla fine ci mollano, ci fanno fare, ci trascinano nelle loro avventure e poi nelle loro disfatte. Però la Cina, come la Russia, quando 2 anni fa hanno visto che Trump faceva davvero con i talebani un negoziato per togliersi in fretta dall'Afghanistan, si sono messi anche loro a parlare con i talebani per essere pronti, perché in realtà il ritiro americano e il trionfo dei talebani potrebbe creare qualche problema ai cinesi e ai russi, perché un Afghanistan in mano ai talebani, movimento islamista, finora che non punta a esportare il suo modello politico finora, diventa un problema per i paesi vicini. Allora, i cinesi hanno paura perché i talebani hanno tradizionalmente dato asilo al movimento di ribellione del Turkestan, cioè questo del Xinjiang cinese, una regione dove i cinesi reprimono la popolazione locale uigura che è musulmana. E questi hanno organizzato un movimento che oppone resistenza. L'Afghanistan confina a nord con l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Turkmenistan, che sono regioni, sono stati giganteschi, poco popolati, con vaste distese e ricchi di risorse, petrolio, gas, quindi il terreno ideale per un'insurrezione islamica. Tra l'altro sono paesi islamici, ma dove il dominio sovietico ha molto laicizzato la popolazione. E quindi il recupero della propria identità nazionale passa o può passare anche attraverso un'enfatizzazione dell'islamismo. Quindi sono territori che sarebbero perfetti per la penetrazione di gruppi estremisti islamici. Allora i russi e i cinesi, consapevoli di questo, hanno detto cominciamo a parlarci un po' con questi talebani. E la Cina ha fatto l'accordo perfetto. L'Afghanistan è pieno zeppo di risorse minerarie. Qualcuno le ha stimate in 10.000 miliardi di dollari, non so quei numeri che non so neanche come si scrivono, cioè voglio dire, sì, possono essere 10.000 di più, di meno, però moltissime risorse minerarie. Nessuno le ha sfruttate finora, a parte una compagnia mineraria cinese che sfrutta il rame da qualche anno, perché le condizioni di sicurezza laggiù non erano tali da consentire. Provate a immaginare se una società italiana dicesse a voi che siete suoi dipendenti, ascolta, ti mando in Afghanistan a lavorare nella miniera di rame a sud di Kabul, ti pago, cioè, ti pago benissimo. Chi è che ci arriverebbe? Invece i cinesi fanno prima, prendono il contratto, mandano a lavorare i prigionieri politici incarcerati comuni, se anche salta per aria, come fanno in atto, chi se ne frega, mandano dei contractors loro a fare la sicurezza. La Cina sta prendendo piede con i talebani e dice bene, voi non ci rompete le scatole, non sostenete nessuna insurrezione jihadista in Cina, noi vi riempiamo di prodotti cinesi, che tra l'altro l'Afghanistan già era pieno. L'Afghanistan confina con la Cina per un breve tratto di 80-90 km. E veniamo a sfruttare le risorse minerali che alla Cina servono e in cambio fanno quello che i cinesi hanno sempre fatto anche in Africa, costruiscono infrastrutture, che è quello di cui l'Afghanistan ha bisogno, strade, ponti, ferrovie, che è quello che è l'unica soluzione attraverso la quale l'Afghanistan può sperare di uscire dalla miseria in cui è sempre vissuta e che guarda caso è peggiorata negli ultimi anni, perché affinché c'era una massiccia presenza di militari occidentali
c'era un'economia diciamo di sponda che viveva grazie al fatto che i soldati poi compravano, spendevano i comandati, cioè c'era un movimento commerciale. Il 75% della spesa pubblica del governo afghano derivava da soldi donati dalla comunità internazionale e la povertà in Afghanistan è aumentata dal 32% nel 2014 al 55% nel 2020. Cioè più i militari alleati si ritiravano, più aumentava la povertà in Afghanistan, perché c'erano meno posti di lavoro, perché comunque la presenza internazionale dava posti di lavoro. Questo vale anche per la Bosnia, che è molto più vicina a noi, o per il Kosovo. Quindi, la Cina si è organizzata per mettere il suo sigillo sull'Afghanistan, tollerare i talebani, dargli quello di cui hanno bisogno, perché i talebani, il loro successo si misurerà proprio da questo. Anche il consenso popolare che i talebani avranno dipenderà dalla capacità che avranno di dare sviluppo a quel paese, di dare un minimo di benessere e lavoro alle persone. I talebani non sono stati accolti male dalla popolazione. Beh, certo, nei grandi centri urbani, la grande ricca borghesia afghana che lavorava con gli occidentali, che gestiva un sistema di corruzione, quella con i talebani stamane infatti sono scappati tutti via. Però provate solo a pensare a questo. La vittoria dei talebani ha determinato la fine della guerra e in un paese dove la sopravvivenza spesso è legata al piccolo commercio, al fatto che io prendo il mio carrettino con i pomodori e vado a venderlo là in quel villaggio là, il fatto che io lo possa fare senza rischiare di saltare per aria su una mina mentre vado sulla stradina sterrata già dà una maggiore condizione di sicurezza e quindi anche di benessere. Da noi si parla molto di queste fughe di migranti da accogliere che per ora non c'è, però se continuiamo a chiamarli probabilmente arriveranno, però per ora questo aspetto per adesso non c'è. I cristiani che vengono citati nel sottotitolo, no? Sì, perché in Afghanistan non ce ne sono, però c'è un aspetto interessante. Sì, il sottotitolo si è parlato perché in realtà si voleva allargare il discorso, anzi ti ringrazio per aver fatto la domanda, un po' a tutto il contesto non solo afghano ma medio orientale. I cristiani sono calati del 55% secondo alcune analisi in Iraq, in Siria, nel vicino Oriente, in seguito alle guerre contro l'ISIS negli ultimi anni. In Afghanistan non ce n'erano, però noi siamo abituati a pensare che l'Afghanistan dei talebani era quello degli islamici cattivi. Poi grazie al fatto che sono stati gli americani, l'Afghanistan è diventato un posto dove c'era multiculturalismo, libertà religiosa, i burqa erano spariti. No, non è vero, assolutamente. Infatti i talebani hanno ripristinato quello che era il loro Stato, che era l'Emirato Islamico dell'Afghanistan. Ma quando c'erano i governi filo-occidentali, l'Afghanistan si chiamava Repubblica Islamica dell'Afghanistan e traeva la sua fonte del diritto dalla Sharia. Quindi non è che prima che i talebani tornassero al potere, certo c'erano stati dei miglioramenti, le bambine andavano a scuola, le donne potevano lavorare, adesso sta un po' tornando tutto come prima, no? C'era un'interpretazione un po' meno rigida di dettami islamici e possiamo dire anche sicuramente che c'era meno ossessione rispetto alla cultura islamica, però il paese è rimasto quello che era, soprattutto fuori dalle grandi città. Noi nel 2006, quando il presidente non era un talebano, non era il Mullah Omar, ma era Hamid Karzai, filo americano, messo dagli americani, abbiamo accolto in Italia, dandogli asilo politico, Abdul Rahman. Chi è che se lo ricorda Abdul Rahman? Abdul Rahman è un giovane afghano che aveva deciso di convertirsi al cristianesimo. Nell'Afghanistan, in mano agli americani, dove c'erano anche le truppe italiane, insomma, quell'Afghanistan lì. Però l'apostasia è un reato che si punisce con la morte e questa persona rischiava la vita. E il governo stesso dice no, non possiamo accettare questa cosa perché se noi non puniamo magari dilaga questa moda. Abbiamo portato in Italia, ma non l'abbiamo sottratto ai talebani, l'abbiamo sottratto al governo afghano che noi sostenevamo.
Allora, io ho girato parecchio l'Afghanistan anche fuori dalle città, con i contingenti militari, insomma andavi nei villaggi, ma già nelle periferie delle città, perché poi insomma le città afghane hanno questo centro dove c'è il centro politico, culturale, commerciale, dove ci sono le famiglie benestanti, lì c'è la corrente elettrica, c'è anche l'acqua corrente. Appena esci da queste green zone, le chiamavamo così, entri in un mondo diverso, dove l'acqua corrente non c'è, la luce elettrica non c'è. Negli ultimi 12 anni sono arrivati i cinesi con questi pannelli solari da $100 lunghi come questo tavolo, fatti di stesse dimensioni, li metti sulle casupole, le casupole nei centri agricoli sono fatte con la malta, parliamo di questo. E grazie a questi pannelli solari puoi caricare il cellulare, le pile della radio, che non esiste praticamente, cioè non ce l'hanno perché avendo la corrente elettrica, no? E poco altro. E quando andavi fuori già dal centro, già nelle periferie, tutte le donne che vedevano il burqa. Prima con i talebani, nei 20 anni senza i talebani, oggi con i talebani. Ma perché? Io mi ricordo alcuni villaggi dove l'obiettivo di queste operazioni nei villaggi ovviamente era militare, cioè dare la caccia ai talebani e raccogliere informazioni, ma c'era anche un obiettivo politico, no? Legato alla nation building, come la chiamano gli americani. Cioè, noi dobbiamo costituire una nazione, costruire una nazione, e quindi per farlo dobbiamo creare il sentimento nazionale. Quindi per fare questo dobbiamo portare in giro i soldati afghani, fare vedere che esiste una nazione, questi sono i soldati, i poliziotti, che ci sono le istituzioni, e spiegarlo alle popolazioni che vivono fuori dalle città. La differenza fra città e campagna in Afghanistan è forse 10 volte quella che c'era in Italia negli anni 50, anche sul piano delle infrastrutture. Fuori da questa ring road ci sono piste, cioè fare 50 km ci possono volere anche 4 ore. In periodo invernale con la neve anche 50 km, pensate da qua andare a Ferrara 8 ore, ecco, sempre se non salti sulla mina ovviamente, se no il problema non te lo poni più. E arrivati in questi villaggi dove l'incontro era col capovillaggio, c'era l'interprete, perché lì parlavano solo pasto oppure dari, le 2 lingue ufficiali, e dice no, questo che è, sai perché il governatore della provincia, e chi è? Il governatore di questa provincia, ma non so chi sia, no, come se venissero a casa vostra e non sapeste chi è il governatore della regione Emilia-Romagna. No, perché sai, lui rappresenta l'autorità del governo, del presidente Karzai. Mai visto chi è Karzai? Perché questo, cioè, non ha la luce. Provate a immaginare la nostra vita come sarebbe senza la luce elettrica. Intanto non potremmo passare 12-13 ore al giorno con la faccia qua dentro, quindi forse staremo meglio. Non vedremo la TV? Ma quasi quasi, a parte le battute, questi non sanno, cioè la loro vita, la loro dimensione, il loro spazio vitale è il mio villaggio, i villaggi vicini, il mio clan, eventualmente nel distretto, che per noi è il comune, le figure rilevanti nel distretto, che per noi sarebbe il comune. E oltre a quello non c'è l'informazione, non hai accesso non hai la TV, non hai la radio, se ce l'hai hai le pile per ricaricare, che devi ricaricare. Per cui cioè, creare il sentimento nazionale in un posto dove non esiste il concetto di nazione, dove non conoscono neppure chi è il presidente, cioè diventa difficile. Allora queste popolazioni dicono no, guarda, noi ti diamo degli aiuti, però tu ci devi aiutare a contrastare i talebani, ci devi informare. Guarda, voi non avete capito niente. Io voglio sapere una cosa, voi rimanete qua stanotte, cioè, voi soldati italiani, soldati afghani, rimanete nel villaggio da qui in avanti? No, cioè no, ragazzi, poi il tramonto, di notte girare in Afghanistan, dobbiamo rientrare, e allora io non vi prometto nulla, perché stanotte quando voi andate via vengono giù i talebani che sanno che voi siete qui. Tanto si fregano metà degli aiuti che mi avete portato, deve essere farina, olio, quello che vuole. Se poi si hanno il sospetto che io collaboro con voi, si prendono le mie figlie per la truppa, gli
anche amiche e i figli e quelli di tutto il villaggio per addestrarli e farli diventare dei combattenti. Se non va peggio chi mi ammazzano. Quindi o voi rimanete qui a difendere il mio villaggio dai talebani, allora io vengo, se no, e noi non ce l'avevamo un plotone di soldati da lasciare in ogni villaggio, ovviamente. Quindi insomma era difficile gestire quella situazione lì. Paolo. Volevo così ricordare alcune cose che ho sentito. Innanzitutto ricordo che per fare la guerra noi occidentali eravamo bravi a fare le guerre quando avevamo tanta gioventù. Adesso la gioventù non c'è più. Allora fare delle guerre con dei vecchi, con dei capelli bianchi, si fa fatica. Tu forse, io non neanche uno. Vabbè, comunque i miei nonni quando andarono in guerra erano 7 fratelli, 6 fratelli, se ne morivano anche 2 in guerra, ne rimanevano 4-5 ad andare avanti la campagna. Al giorno d'oggi che siamo come figli 1-0, qualcuno ne ha 2, nessuno è più disposto a vedere morire i figli in guerra. Chiusa la parentesi. Altra cosa che secondo me abbiamo sbagliato molti in Afghanistan, come dici tu, per tutta la situazione ambientale, economica, eccetera, eccetera, il 90-95% del popolo, gli occidentali, li ha visti come divise che passavano per i paesi, eccetera, eccetera. È vero. Mi ricordo gli albanesi venivano in Italia perché iniziarono a conoscere l'Italia quando il comunismo incominciò a passare un po' le penne, grazie alla televisione, per cui vedevano i nostri film, la nostra cultura, le nostre città. Il vero popolo afghano dell'Occidente sa niente, non ha mai visto un film, non ha mai visto come una donna si può innamorare con un uomo perché si prendono per mano i giardini pubblici o vanno a fare il bagno. Cioè tutte quelle cose che noi diamo per scontate, loro non l'hanno mai viste. Ecco perché in 20 anni la popolazione non è cambiata niente. Se io avessi, l'ultima cosa poi mi taccio, se io avessi voluto conquistare l'Afghanistan, oltre che con le armi, l'avrei conquistato con la cultura. In qualche modo dovevo mettere un televisore in tutte le case, poi regalavo il pannello solare per farlo andare, regalavo le radio come facevano gli americani in tempo di guerra che c'era il telegiornale libero. Cioè se la popolazione non sa e ancora oggi non sa cos'è l'Occidente, non possiamo pretendere che poi appoggi la nostra ideologia, il nostro modo di vivere, perché non sa cos'è il mercato libero, non sa, una donna non sa cosa vuole dire vivere libera senza burka, senza tutte queste cose. Secondo me l'abbiamo persa lì, la guerra. No, prossima operazione afghana ti chiamo come consulente. Però però il popolo lo devi coinvolgere. Però hai detto delle cose molto vere, mi ritrovo in molte cose che hai detto. Addirittura mi ricordo in certi villaggi quando arrivavamo ci vedevano in cui dicevano ma siete tornati, siete i russi? No, non siamo i russi. Per dirti quanti erano assolutamente. Mi ricordo che fecero un sondaggio, questo però nelle città, chiedendo a un campione di 1 migliaio di afghani se sapessero cos'era successo l'11 settembre 2001, cioè la causa della guerra. Il 25% ha dato una risposta, non tutti corretta, però 25, gli altri hanno detto no, non è successo l'11 settembre 2001. No. E, sì, è vero, quello che dici è vero, però ci deve preoccupare anche per un'altra ragione. Perché nel momento in cui noi guardiamo in termini di immigrazione l'arrivo di afghani qui da noi, allora, gli afghani ci sono, ripeto, quelli che vengono da famiglie, grazie all'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica ha fatto tanto per modernizzare l'Afghanistan durante il periodo dell'occupazione, tanto parità uomini e donne nel lavoro e su tutto, perché il socialismo è così. Io le signore, erano più ragazze con cui ho avuto modo di lavorare in Afghanistan, erano tutte persone che avevano studiato in Russia, in Unione Sovietica ai tempi dell'occupazione, da ragazzine, e che avevano potuto vedere quel mondo, non era proprio il nostro, però insomma era un mondo dove insomma, rispetto all'Afghanistan, l'arretratezza, però se escludiamo quelli, tutti gli altri vivono in un contesto soprattutto rurale in cui la questione dei valori non è vista come la vediamo noi, per una ragione
lì i figli se ne fanno tanti perché sono forza lavoro. Allora tu vai a spiegare a un capofamiglia afghano che per diritto naturale ha potere di vita e di morte sui suoi figli e sulle sue mogli, perché questo è, che un uomo nasce libero, quindi il neonato non è tuo, è una persona che tu hai il dovere di accudire, ma ha una sua identità, ha una sua dignità. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. E dice, no, poi guarda, anche per decidere chi comanda si vota, cioè la gente sceglie. Questo ti dice, ascolta un attimo, io da quando mi ricordo, io, essendo io il capofamiglia, faccio lavorare i miei figli per me, vendo le mie figlie al mio cugino che ha 65 anni, mi tiro su un sacco di... Cioè adesso mi viene a dire che non lo posso più fare. Sai cosa faccio io? Chiamo i talebani e mi metto con loro, perché tu vai a scardinare un meccanismo che puoi scardinare, hai ragione, con la cultura, ma soprattutto offrendo delle alternative che devono essere soprattutto economiche. E i tedeschi ne sanno qualcosa. Anzi, hanno cercato di rimpatriare diverse persone che hanno rimpatriato e si sono trovati anni fa con il problema che alcuni di questi dicevano: no, ma io non posso essere rimpatriato in Afghanistan. Ma come no? Certo che puoi, Afghanistan. No, non posso, io combattevo con i talebani, se torno là c'era il governo, figlio, mi mettono in galera. Ah beh, allora puoi restare qua, se sei un talebano. Cioè, gli afghani hanno una difficoltà. Io credo che se portassi qua un po' di persone con cui ho avuto a che fare in Afghanistan, solo a vedere questa bella comitiva, dove uomini e donne sono seduti insieme, molti andrebbero giù di testa, non accetterebbero neppure di entrare. Io ho visto governatori afghani, governatori di persone di un certo livello, anche economico, perché ovviamente quelle cariche se ne sono comprate, quindi insomma, che alla fine di incontri con i nostri militari, anche con i nostri ministri in visita, loro non hanno mica gli stringono la mano. E se una prova a allungargli la mano, questi la guardano offesi. E non parlo del contadino analfabeta, parlo del governatore della provincia di Herat. Cioè pensare di ospitare qui queste persone, o di ospitarne più di un numero limitato forse sì, ma un certo numero, rischiamo di considerare molto ben integrabili altre comunità islamiche, nordafricane o medio orientali con i quali abbiamo già avuto diversi problemi di integrazione. Per gli afghani ne avremo molti di più. E questo è un punto sul quale, al di là del politically correct umanitario, io poi sono abituato a ragionare in termini di sicurezza e di prodotto di sicurezza, forse dovremmo tenerlo ben presente, perché poi farli arrivare ci metti un attimo e poi gestirli potrebbe essere un grosso problema. In Germania hanno avuto grossi problemi con gli afghani. Io ho qualcuno che comincia a prendere macete sui treni, perché comunque per gente che nasce e cresce in quel contesto là, l'impatto col nostro mondo, come per noi è traumatico vivere là. Una domanda militare invece, la dottrina per Teleus ha avuto successo veramente come hanno bandierato per tanto tempo, oppure Sì, un po' propaganda? bella domanda. Sì, ha avuto successo sia in Iraq che in Afghanistan, ma come questo succede, le guerre si vincono sui campi di battaglia e poi si perdono politicamente, nel senso che il successo c'è stato sul campo di battaglia, però poi si è deciso di ritirare le truppe e quindi i vantaggi acquisiti si sono perduti. È successo anche in Iraq. Però devo dire che Petraeus ha fatto tanto il fenomeno, ma la sua dottrina, questo suo libro, questo libercolo sulla dottrina anti-insurrezionale, lui l'ha copiata in gran parte da due dottrine molto che avevano quasi un secolo, un po' meno. Una era quella dei francesi in Indocina, nella guerra degli anni 50, e l'altra era la strategia, la dottrina del generale Graziani, italiano in Libia negli anni 30. Noi italiani, infatti a me faceva un po' ridere in Afghanistan vedere, che anche in Iraq, vedere che noi della NATO, noi italiani, noi europei, andavamo a parlare con questi americani che ci spiegavano la dottrina anti-insurrezionale. Adesso
Gli Stati Uniti nascono da una rivolta insurrezionale contro gli inglesi, no? Che poi è una guerra civile, fu una guerra di indipendenza americana, fu una guerra civile. Si copiano 2 libri che abbiamo scritto noi 50 anni fa, 60 anni fa, però non ci ricordiamo di averli scritti perché noi abbiamo la memoria corta, ma noi europei abbiamo avuto imperi coloniali vastissimi e negli imperi coloniali cosa facevamo? Mandavamo piccoli nuclei di militari, piccoli reparti di poche migliaia di soldati che, affiancati da qualche migliaio di truppe coloniali arruolate lì, gli Ascari, i Duat, cercavamo di tenere sotto controllo aree vastissime, prive di infrastrutture, di strade, combattendo contro gruppi insurrezionali che si mischiavano ai civili. Questa è la storia delle guerre coloniali, degli imperi coloniali europei. Cioè noi quelle guerre lì, afghane, l'abbiamo combattuta da metà dell'Ottocento fino a metà del Novecento. E noi italiani siamo stati tra quelli più bravi, perché negli anni 30, quando ci fu la rivolta di Omar al-Mukhtar in Libia, celebrato da un film prodotto da Gheddafi, che vedeva in questo personaggio il prototipo del partigiano libico, no? E anche il simbolo dell'unità delle varie tribù beduine libiche. Beh, noi lo sconfiggemmo, lo catturammo e lo impiccammo. Ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo anticipato la dottrina di Mao. Mao Zedong, quando scatena la rivoluzione in Cina, si basa su un principio: il guerrigliero è come il pesce nell'acqua. Il guerrigliero è il pesce, l'acqua è il popolo. Quindi il guerrigliero mischiato al popolo è imbattibile, perché non lo trovi, si confonde e poi esce per colpire. E noi anticipammo quella dottrina contrastandola. Abbiamo preso la popolazione beduina, l'abbiamo messa in campi di concentramento, cioè non di sterminio, di concentramento, dove li tenevamo chiusi, e ne sono morti tanti, di malattie, di stenti, per togliere ai guerriglieri il supporto popolare. Non c'era più il popolo, e quindi nelle osi non c'era più la popolazione. Il guerrigliero l'aveva già fatto Churchill in Sudafrica. contro degli altri bianchi, Esatto. contro i Però la guerriglieri. tattica era uguale. Comunque, noi abbiamo fatto questa operazione qua, che ebbe un grandissimo successo. Militarmente abbiamo pacificato, nel senso romano del termine, dell'impero romano, la Libia. E abbiamo impiccato Omar al-Mukhtar, creandone un martire ovviamente. Probabilmente avremmo potuto fare, e torno alla domanda di Jack iniziale, come hanno fatto gli americani con Osama Bin Laden, una foto dove si vede malamente il cadavere, poi l'abbiamo buttato in mare dalla porta aerea, in modo che non ci sia un posto dove andarlo a piangere, non ci sia un posto che diventa un'icona per tutti i jihadisti. E mi ero dimenticato di rispondere alla tua domanda, no, sulla questione di Osama, no? Fatto scomparire perché venga dimenticato. Se c'è, voi pensate, non so, a Predappio quanti pellegrini vanno ancora alla tomba del Duce, provate a immaginarvi nel mondo jihadista c'erano più pellegrini alla tomba di Osama Bin Laden che alla Mecca probabilmente, no? Quindi facendolo scomparire, noi invece Omar al-Mukhtar lo impiccammo davanti a tutta la popolazione a monito, come facevano i romani, e forse facciamo un errore. Comunque noi vincemmo quella guerra usando dei metodi brutali, ma che sono quelli con i quali si vince la guerra non da fare per gentiluomini, ovvero non le guerre anti-insurrezionali, ecco. E poi Erano Petreus che, prendendo spunto da diverse cose italiane e francesi, ci ha spiegato come si faceva la guerra anti-insurrezionale. E la domanda vera è un'altra, è che da porci è un'altra, è che Petreus aveva ragione e ha vinto con questa dottrina. E avevano ragione anche gli italiani a combattere in quel modo quella guerra, perché solo così si poteva vincere in Libia. Il problema è un altro. Noi potremmo come Occidente combattere ancora una guerra anti-insurrezionale come noi combattemmo quella in Libia? Cioè recludendo la popolazione intera dentro dei campi di concentramento? Cioè avremo ancora il coraggio, la determinazione? Io penso di no, non in questo momento, forse un giorno sì. A Lesbo lo facciamo usare. A Lesbo, in Grecia lo facciamo usare. No, a Lesbo questo non sono proprio per d'accordo. No, su questo non sono assolutamente d'accordo, su questo assolutamente, anche perché sì, no, non sono d'accordo perché quella è immigrazione illegale che arriva pagando dei criminali che sono tutti a tangente con il governo turco per venire in Europa. Non si tratta di
non sono i greci che vanno a casa di qualcuno e lo richiudono dentro un campo di concentramento, sono immigrati illegali che arrivano illegalmente in territorio europeo e in territorio greco. E i greci, io devo dire, li ammiro molto perché con le batoste che gli ha tirato l'Europa hanno ancora la dignità di essere un popolo e di poter difendere la loro identità. Quindi, battuta per battuta, io a Lesbo sto con i greci, io lo dico onestamente, però non avete più la possibilità di combattere come si dovrebbe fare per vincere. E Petreus ha una bella dottrina, ma rappresenta un'America che non è più capace di mantenere, di impiegare questa dottrina nel tempo. Quindi la impieghi oggi, vinci, ma se domani ti ritiri hai sprecato lo sforzo, no? E questo ci riporta al discorso che si faceva prima sui limiti, sulle capacità e i limiti che abbiamo come Occidente di gestire delle crisi prolungate, anche contro un nemico molto più debole, molto più meno militarmente forte di noi. Scusa, una curiosità, Certo. esiste una contrapposizione talebani con sud, diciamo così, no? Il Bashir. È una contrapposizione seria oppure solo così da noi inventata? C'è una situazione talebana stabile, che adesso mi sembra favorevole di Certo. c'è davvero una situazione stabile oppure è ancora molto dinamica? È una bella domanda perché il leone del Panjshir, Massoud, combatté i talebani negli anni. I talebani presero il potere nel 96, lui rappresentò l'unica resistenza, lui era un capo tagiko che controllava un territorio che dalla valle del Panjshir raggiungeva il confine tagiko, da dove i russi alla chetichella gli facevano arrivare un po' di aiuti, e è stata l'unica forma di resistenza ai talebani. E venne ucciso da Al-Qaeda il 9 settembre 2001, 2 giorni prima degli attacchi all'America, mandando, Al-Qaeda fece un regalo ai talebani. I talebani non riuscivano a sconfiggerlo perché questa valle è molto stretta e gli spazi di manovra sono limitati. E allora, come gli Spartani alle Termopili, cioè se tu hai un fronte molto stretto, la superiorità numerica dei talebani non riusciva a esprimersi in maniera vincente. E venne fatto ucciso da una finta troupe televisiva che aveva imbottito di esplosivo la finta telecamera e si fecero esplodere durante la finta intervista. C'è suo figlio che ha ripreso le redini, caduta a Kabul, ha ripreso le redini di questa rivolta e ha riunito circa 9.000 combattenti nella valle del Panjshir. Hanno cercato di dialogare un po' con una mediazione russa con i talebani che avevano preso il potere a Kabul. Poi i talebani, come spesso fanno, da un lato dicono che dialogano, dall'altro hanno concentrato le forze, hanno attaccato e hanno preso la valle. Allora, qui ci sono diverse fonti. Di sicuro il Massoud Junior è scappato in Tagikistan, quindi è uscito quindi ha dovuto scappare. I suoi combattenti pare che si siano almeno in buona parte perché non ci sono stati prigionieri. Se i talebani avessero preso dei prigionieri avremmo visto le foto, le immagini, avrebbero celebrato la vittoria. Si sono ritirati sulle vette, lì parliamo di montagne di oltre 4.000 metri, dove è difficile andarli a sfidare. Per ora non ci sono notizie di grandi combattimenti, però è possibile che da quelle parti una forma di resistenza rimanga, però non è più quella del padre di Massoud, è una resistenza che potrebbe essere simbolica, ma non dovrebbe influire sul dominio totale dei talebani, anche perché anche nella valle del Panjshir ai talebani interessa controllare la vallata con la strada. Tutto il resto, se sulle vette c'è qualcuno che si fa gli affari suoi in attesa di morire congelato, non è che questo gli crei uno assolutamente. Però diciamo che c'è stato molto dibattito su questa cosa qui, perché ovviamente oggi in Afghanistan mancano le fonti indipendenti, quindi è difficile sapere che cosa sta succedendo. Anche i giornalisti che riescono a entrare sono seguiti, affiancati dai talebani e non ti fanno fare tutto quello che vuoi. Quindi, però è un po' che non sento notizie di operazioni militari, perché anche gli uomini di Massoud in Tagikistan fanno propaganda, hanno un ufficio di comunicazione e in questo momento non stanno fornendo informazioni circa le eventuali azioni armate contro i talebani, quindi è tutto congelato, diciamo, in questo momento, quello che sembra. Igor. Donaggio.
Nani, non vai tu. Sì, bene. Del movimento delle donne che cercavano una certa apertura di relazione, cosa si sa adesso? Come deve finire? Ma allora noi abbiamo portato via, noi come Occidente, anche noi come italiani, un sacco di ragazze giovani, la squadra di pallavolo, la squadra ragazze che nelle città dove c'erano i nostri soldati come Herat, si erano formate anche squadre sportive femminili, erano tutti portati. L'altro giorno ho girato la luce che abbiamo decapitato una giovane afghana che giocava in una squadra anche lei, perché violando i precetti, insomma, giocava in abiti non proprio, non usava il burka per giocare a pallavolo, mi pare. Movimenti delle donne, ce ne sono due. Uno è quello che è andato in piazza chiedendo che vengano mantenuti i diritti che le donne in questi anni hanno avuto, il diritto al lavoro, il diritto a poter avere, sembra una banalità, i loro soldi. Il lavoro, non porto i soldi, non devo dare i soldi al mio marito, posso avere il mio conto corrente in banca, parliamo di città dove c'è la E poi c'è l'altro movimento che si è visto in piazza, che è quello delle donne filo-talebane, che dicono no, sono 20 anni che fate una vita immorale, adesso finalmente le donne tornano a fare le donne. Perché comunque le resistenze ci sono, e ci sono entrambe. E in termini numerici credo che sia più nutrita la seconda squadra. Eh sì, perché la prima squadra è quella che ha potuto esprimere, cioè la squadra, il movimento delle donne per l'emancipazione è un numero, ha coinvolto un numero limitato di donne di un ceto culturale medio-alto e che vive nelle aree importanti centrali delle grandi città. Nelle campagne questa cosa non esisteva, e anche nelle periferie. Diciamo che è un'emancipazione molto legata alle condizioni di reddito. Poi è vero che in questi 20 anni molte persone, soprattutto giovani, maschi e anche femmine, si sono abituati a dei costumi un po' più liberi, e anche solo il fatto di poter stare insieme nelle città, nelle scuole, nelle università. E quelli sono quelli che fanno più fatica, sono quelli che in buona parte cercano di scappare, perché là non vanno molto. Però diciamo che il confronto fra città e campagne si traduce, cioè si vede anche nel confronto nella battaglia per i diritti, perché mentre nelle città ci sono movimenti, è stato poi sempre così nella storia, no? La rivoluzione francese comincia nelle città, la rivoluzione dell'illuminismo, la rivolta comincia nelle città, a Parigi, e chi è che espresse la grande resistenza al cambiamento della rivoluzione francese? Le zone più agricole, la Vandea ad esempio, dove le rappresaglie dei rivoluzionari arrivano solo alle chiese, insomma, la storia si ripete per certi aspetti, no? Anche in Afghanistan le campagne sono quelle tradizionaliste, per le ragioni che spiegavamo anche prima, e mentre nelle città, soprattutto nei centri, ci sono le persone che hanno potuto studiare, le persone che hanno visto anche un mondo diverso, che hanno rapporti con l'estero, che hanno rapporti con noi occidentali, che prima erano i militari o i diplomatici o le organizzazioni internazionali, che hanno viaggiato all'estero e che ovviamente fanno più fatica a vivere in un regime talebano, ma sono numeri abbastanza limitati. Io l'altro giorno ho potuto vedere col videotelefono, perché ero all'estero e loro erano a Roma, Samina è una consigliera del consiglio provinciale di Herat, una donna che ha 30 anni, eletta nel consiglio provinciale di Herat. Difficilmente i talebani consentiranno alle donne di fare politica, addirittura avevamo donne giudice in questi ultimi 20 anni, insomma qualche cosa di... alcune sono state uccise dai talebani proprio perché ricoprivano i carichi di questo tipo, e lei è rimasta intrappolata a Herat, nel senso che aspettava via libera per andare a Kabul e imbarcarsi su un volo per l'Italia, ma i talebani hanno preso il controllo di Herat e poi di Kabul in fretta, e quindi non c'è stato modo di farla. Allora, tramite il consolato iraniano a Herat, l'Italia ha ottimi rapporti con l'Iran, nonostante le pretese americane di farci litigare con tutti o quasi,
E siamo riusciti, si è riusciti, insomma un po' di amici, abbiamo fatto un po' di squadra, a farle avere dal consolato iraniano a Herat un visto per andare in Iran. Quindi lei si è fatta accompagnare in macchina al confine iraniano e ai checkpoint dei talebani, donna da sola, ovviamente i talebani va bene, non può andare a girare da sola, senza il padrone, che sia il marito, il fratello, o il figlio maggiorenne anche, ma lei mostrava il visto iraniano, quindi era un passaporto con il visto, quindi lei è arrivata in Iran e da lì dopo qualche giorno è arrivata all'ambasciata italiana a Teheran e l'hanno fatta arrivare a Roma. Quindi abbiamo fatto questo collegamento in cui insomma era molto contenta, però c'era questa sala dove c'erano un po' di persone che hanno contribuito a portare a termine questa operazione di salvataggio di una persona che sicuramente là avrebbe rischiato anche la vita, perché carichi politici per le donne, i talebani è. Mentre in Tunisia adesso hai anche un premier donna, l'Afghanistan è un'altra cosa, però la vedevi, lei anche, insomma, lei in particolare, ti aspetti che una donna che credeva nell'identità, cioè nel ruolo della donna, nella liberazione della donna, nell'emancipazione, sei in Italia, un paio di jeans e una camicia te la metterai, no, era vestita, coperta, non in burka, ma coperta assolutamente. Quindi ci vorrà un po' di tempo, e lei è una che ci crede, perché io l'ho conosciuta, è una persona che crede nell'emancipazione femminile, però il bagaglio culturale che hai da scrollarti di dosso è anche sul piano proprio delle banalità del look, del vestito. Infatti qualcuno ha detto, abbiamo parlato qua degli afghani che dovrebbero essere felici di essere qua, e guarda come sono vestiti. Sì, perché sono afghani, non sono italiani. Che rapporto c'è tra l'Islam afghano e quello pakistano? L'Islam è lo stesso perché sono tutti sunniti, se escludiamo qualche minoranza. Piuttosto c'è un rapporto stretto tra i talebani afghani e quelli pakistani. Quelli pakistani contestano il governo pakistano che è islamista, ma non lo è abbastanza. Vorrebbero un po' più di... Non è abbastanza, ma noi sappiamo che in Pakistan i cristiani sono perseguitati. Sono pochi e sono sempre meno anche lì perché vengono perseguitati, però devo dire anche una cosa, se noi leggiamo il rapporto annuale dell'associazione Aiuti alla Chiesa che soffre, gli aiuti padre è quello, ci racconta che ogni giorno vengono uccisi centinaia di cristiani in tutto il mondo e non solo dai musulmani. In India sono perseguitati dagli indù e dai musulmani, in Terra Santa sono perseguitati dagli ebrei e dai musulmani. Insomma ce ne sono di paesi dove... Ecco, in Afghanistan non c'è una persecuzione sui cristiani perché non ci sono cristiani. Questa c'è discussione. Sì, però in Iraq e in Siria sono stati pesantemente penalizzati e paradossalmente erano protetti da quei regimi che noi abbiamo cercato di abbattere in Siria e abbiamo abbattuto in Iraq. Saddam Hussein, Bashar Assad, che avevano costituito dei regimi laici, anzi, se vogliamo parlarci chiaro, l'ideologia del partito Baath si ispira in parte al comunismo ma soprattutto al nazismo quando nasce, al nazionalsocialismo, quando nasce negli anni 50, e era molto laico e non discriminava le persone per le loro fede religiose, ma le discriminava in base al fatto che contestassero o meno il regime. Quindi se non contestavi il regime, Bashar Assad, presidente multiculturale che è un islamico sciita, peraltro perché alawita, in Siria va alle feste dei sunniti e va alle feste dei cristiani, incluso il Natale, manda gli auguri di Natale a tutti con l'alberino al presepe. Quindi essendo un laico, un regime laico, può permettersi di andare a tutte le feste senza essere così. Però lì le persecuzioni sono nate con l'arrivo dei gruppi di insurrezione, quindi lo Stato islamico, prima Al-Qaeda in Iraq e in Siria, tutte e due, sia in Iraq che in Siria Al-Qaeda e lo Stato islamico, che hanno perseguitato brutalmente le comunità cristiane. In particolare
penalizzando ancora una volta soprattutto le donne che venivano usate come genere di conforto per le milizie, per usare un termine delicato, e soprattutto togliendogli le case. Se voi pensate alla propaganda che faceva lo Stato islamico, l'ISIS, il califfato, che invitava i fratelli islamici che anche vivevano qua in Europa, vivevano nelle terre dei crociati, a raggiungere il califfato, a raggiungere i territori che loro controllavano in Iraq e in Siria, promettendogli uno stato assistenziale, una casa, un'automobile e uno stipendio. E dove li prendevano? Li prendevano dalle case, dalle automobili, dai beni che avevano requisito ai cristiani o agli sciiti, e li davano ad altri che arrivavano lì. Ma vengono visti come quinta colonna o come segno di contraddizione alla loro cultura? Questo diventa molto soggettivo, ripeto, per i movimenti insurrezionali sunniti, quindi Al-Qaeda, l'ISIS, per loro l'omogeneità, cioè loro non sono movimenti razzisti, attenzione, non c'è una discriminazione razziale, tu puoi essere di qualunque razza. Infatti io tra i combattenti dello Stato islamico, come di Al-Qaeda, c'era una vera religione straniera, trovavi uzbeki, cinesi, birmani, filippini di Mindanao, quindi di un'isola musulmana, e non c'era nessuna discriminazione razziale o etnica. L'unico discriminante è che nello Stato costituito dal califfato ci deve essere la totale omogeneità religiosa. Quindi tu devi aderire all'Islam sunnita, quindi e a quel tipo di Islam che è quello praticato dal califfato e che è la rigida interpretazione applicazione stretta della Sharia. E puoi essere di qualunque razza, ma devi aderire a questo, fare un giuramento in cui aderisci a questo. Se non appartieni a questa comunità perché sei uno yazida, sei un ateo, sei uno sciita, anzi loro i principali nemici sono proprio gli sciiti, o sei un cristiano, devi essere estromesso o eliminato o si era superato anche il concetto islamico tradizionale per cui le comunità diverse, di religioni diverse, pagavano una tassa, che per la loro diversità dovevano pagare una tassa. Questo anche nell'impero ottomano, nella tradizione. Però l'hanno superato, non puoi starci qua. Quindi o vieni ucciso, o scappi, o ti converti. Il problema è che anche dopo la sconfitta di questi movimenti, il contesto territoriale in cui si vive, le devastazioni che ci sono state, soprattutto nelle comunità cristiane, distruzione di case, di aziende, non davano nessuna opportunità alle persone di poter tornare lì, quindi molti hanno... E anche in Europa c'è stata una certa solidarietà, ci sono alcuni paesi europei che ad esempio tradizionalmente non vogliono accettare profughi o migranti, penso a quelli dell'Europa centro-orientale, no? La Slovacchia, l'Ungheria, che però si sono resi disponibili ad accogliere profughi siriani a patto che fossero cristiani. Quindi hanno dato una disponibilità ad accogliere i cristiani, non i musulmani. Addirittura gli slovacchi, mi ricordo che il governo slovacco disse no, noi siamo pronti ad accogliere i cristiani, non i musulmani, perché sapete da noi non c'è neanche una moschea, non si troverebbero bene. Il presidente slovacco disse questo. Il problema paradossalmente è più sentito in Europa nei paesi che sono più recentemente entrati nell'Unione Europea, nei paesi della Mitteleuropa, quelli del gruppo di Visegrad, come si dice oggi, no? Di quanto non siano sentiti ad esempio in Italia o in Francia. Cioè, io ho visto tante manifestazioni per tutti, ma non ho mai visto grandi manifestazioni Mi ricordo che Monsignor Negri ne fece una a Ferrara al Duomo un po' di anni fa, forse tu te lo ricordi, e c'erano anche una ventina di persone. L'ho detto tu. Credo di esserci stato anch'io. Allora, 19 più te. Diciamo che con questa battuta chiudiamola, ci parlate 2 ore, insomma.